Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati. Venerdì 18 giugno inizia una nuova puntata dell'edizione straordinaria di Antenna 3, saremo insieme fino alle 14:30. Oggi non è convocato il consueto punto stampa del Presidente Zaia alle 12:30, ma seguiremo Zaia nel suo viaggio al San Bortolo di Vicenza intorno alle 13 per l'inaugurazione della nuova piastra di elisoccorso del SUEM 118. Dunque comunque saremo collegati, abbiamo già una troupe che si sta muovendo nel Vicentino. Oggi è una giornata particolare, i due temi a livello nazionale sono quello del Green Pass, è stato firmato il decreto, il nostro lascia passare che ci permetterà di partecipare ad eventi, convegni, di viaggiare, quindi in qualche modo è il nostro cartellino tornasole per la ritrovata auspicata normalità. E poi il tema, quell'altro, quello delle mascherine. Si potrà finalmente togliere la mascherina all'aperto? In teoria oggi il Ministero della Salute avrebbe dovuto esprimersi su questo, ma c'è già un primo dietrofront di AIFA con il Presidente Palù che ha rilasciato delle dichiarazioni dicendo che oggi non verrà presa una decisione in questo senso. Comunque questi sono i due temi che stanno tenendo banco a livello nazionale. Noi in apertura invece vogliamo aprirne un altro, un tema a noi molto caro, e ne parleremo con Maurizio Cattarin che è in studio con noi. Buongiorno. Grazie. Maurizio. Presidente coordinamento centri per disabili dell'ULSS 2, centri ha un altro nome? No, coordinamento intercentri. Coordinamento intercentri, di fatto Cattarin segue, lo dicevamo prima dietro le quinte, 6 CDD, quindi centri diurni per disabili, e 3 CEOD, centri occupazionali per disabili. Sono circa 195 famiglie che hanno un disabile con sé, con loro, e quindi tante storie da raccontare. Cerchiamo di capire insieme ad Elisa Adamo che è collegata con noi. Abbiamo seguito Elisa in una serie di battaglie meravigliose che vi abbiamo raccontato con la sua Adamo, la sua diciamo associazione no profit che porta avanti insomma per raccogliere fondi per tutta una serie di iniziative, ed è una fotografa sociale, quindi di disabilità. Lei ha raccontato attraverso l'obiettivo della sua macchina fotografica. Elisa, buongiorno, ciao. Buongiorno Anna, buongiorno al dottor Cattarin, grazie dell'invito. Allora, ecco, questo è il nostro focus. Nella prima mezz'ora parleremo esattamente di questo, ma siamo in attesa di collegarci anche da Mestre con la nostra Ilaria Marchiori, perché oggi c'è Salvini in Veneto, una tappa all'Hotel Pini di Mestre. Di fatto è partita la campagna elettorale anche per la Lega Nord, poi nel primo pomeriggio sarà a Noventa Padovana, quindi chiedo alla regia, fatemi sapere quando abbiamo la nostra Ilaria, intanto io partirei. Benissimo. Maurizio, come il Covid ha cambiato tutta la disabilità? Lei ci raccontava che sta aprendo tutto, perché insomma adesso i centri commerciali riaprono, forse si deciderà a brevissimo le discoteche, però i centri diurni, quindi quelli in cui i disabili trovano la loro normalità, una vita quotidiana, sono così ma anche i familiari trovano un po' di ristoro, perché altrimenti vivere con un disabile H24 è una cosa molto pesante, bisognerebbe provarlo. Sua figlia è disabile, vero? Mia figlia è disabile dalla nascita, ha 30 anni e 30 anni la nostra vita è stata stravolta da questo. Quindi lei in prima persona ci mette cuore e anima, perché di fatto prendendosi il coordinamento di tutti i centri lei si fa carico anche delle altre famiglie. Sono direttamente interessato a questo, però una volta che sono andato in pensione ho deciso di fare qualcosa di concreto per cercare di aiutare le famiglie e i disabili, chiaramente, per fare in maniera tale che vivano in maniera più serena e non messi, diciamo, in un istituto, chiusi e messi in disparte. Allora, questi centri che lei sta seguendo, come ne sono usciti dal Covid? Cioè, sono riaperti? Sì, capito. È stata piuttosto dura per tutti i familiari, perché a un certo punto sono stati chiusi, perché c'erano contagi e quant'altro. Dopodiché è cominciato il discorso vaccini, il discorso che hanno cominciato ad aprire a gruppi, però visto che siamo costretti siamo su delle strutture adattate, molti centri tuttora vengono frequentati dall'ospite, dal disabile 2 o 3 volte alla settimana e sono chiusi in gruppi da 5 persone. Ora adesso so che sono state date delle disposizioni diverse da parte della Regione che indica i gruppi da 30.
La nostra speranza è che vengano attivati a breve e che non passi come succede sempre con noi disabili, si aprono per ultimi e vengono Quindi lasciati secondo di lei parte. ci sono dei ritardi, insomma, nella presa in carico anche di questa situazione, no? Certo, perché anche in questi giorni io mi sono interessato, come sono interessate altre organizzazioni che fanno più o meno la mia stessa cosa, però ci dicono stiamo studiando, stiamo valutando quando basterebbe riprendere quello che si faceva in precedenza. Cioè non penso che ci siano grossi problemi organizzativi per ritornare a come si viveva prima. Anche perché hanno tutti il Green Pass, se proprio dobbiamo stare in tema di Green Pass, sono tutti vaccinati, operatori? Sono tutti vaccinati, mia figlia quasi 2 mesi che è stata vaccinata, tutti spero, dalle notizie che ho, sia gli operatori sono stati vaccinati. So che sono apparsi sui giornali il problema che circa 3.000 operatori non sono stati vaccinati e sono stati sollecitati a farlo. Però vengono fatti i tamponi continuamente sia gli operatori Lei ci conferma che ci sono operatori nei centri, 9 centri? No, non lo so. Non lo sa. Lei non so perché non la sa. non lo so. Io ho chiesto, ti dicono siamo tutti a posto, però anche per questioni di privacy non ti dicono c'è o non c'è. Ci sono anche purtroppo un paio di ragazzi, di disabili, che per volontà dei genitori non sono stati vaccinati. E là... non è obbligatoria la vaccinazione? Non è obbligatorio, però ha un senso civico, anche perché sono considerati delle persone fragili, perché hanno tutte patologie. Ci vorrebbe un po' di buonsenso, a mio parere, e far sì che tutti quanti vengano vaccinati, tanto per stare più tranquilli un po' tutti. Senta, partendo da questo tema, no? Allora, che cosa succede all'interno di un centro diurno, di un CEOD, e qual è il grande valore aggiunto di strutture di questo tipo? Motivo per cui probabilmente ve ne sarebbe bisogno di più? Perché allora, innanzitutto, se sono questi gestiti direttamente dall'ASL, a mio parere funzionano piuttosto bene, nel senso che sono tutti quanti operatori qualificati, lavorano con pazienza con i disabili, e ci troviamo bene. Il problema è che non sono sufficienti, cioè c'è un problema per quanto riguarda le strutture, che sono poche, ci sono liste d'attesa molto lunghe e c'è gente che vorrebbe entrare però non può farlo e sono a casa, anche perché questi ragazzi sono ragazzi che vanno dai 18 fino ai 50 anni, hanno bisogno di fare delle attività, non possono essere abbandonati davanti a una televisione, davanti a uno schermo tutto il giorno a guardare nel vuoto, cose del genere. Cioè vanno stimolati, vanno fatte delle attività, delle terapie. Infatti nei nostri centri, con il contributo di noi genitori, fanno tutta una serie di attività. Scusi, ma chi non entra cosa fa? Visto che lei ci dice ci sono liste d'attesa, quanto tempo? Restano in lista d'attesa, oppure ricevono un sollievo di 2 o 3 ore, 4 ore alla settimana, che è a quanto insufficiente, è molto poco. Cioè, avere un disabile tutto il giorno a casa, ripeto, è pesante, dovrebbero provarlo. Allora noi adesso parliamo con Elisa. Elisa, tu con i disabili, insomma, lavorare probabilmente è un termine, li hai fotografati, ma sei accanto a loro, conosci e ci puoi raccontare un altro punto di vista. Ci sono un sacco di ragazzi che hanno accettato di farsi fotografare da te. Ci racconti la realtà che hai conosciuto tu, e se puoi anche aggiungere qualcosa in merito a questo, no? Dell'importanza del poter essere stimolati, del poter vivere una vita normale, perché ipotizzo, se non ci sono famiglie, non ci sono volontari, per loro cosa c'è? Certo, infatti io sono rimasta molto colpita appunto dalle parole del signor Cattarin, perché comunque io, oltre a essere appunto una fotografa sociale, sono una siblings. È una parola che non si conosce ancora molto in Italia e che definisce comunque le sorelle e i fratelli dei ragazzi disabili. Ecco, quindi sfonderei anche questa porta che è stata per troppo tempo chiusa, perché in genere si coinvolgono nelle attività dei disabili i genitori prevalentemente, e noi fratelli siamo un po' messi da parte, insomma, quindi capisco assolutamente anche le parole, le sento molto mie, appunto le parole del signor Cattarin.
e quindi io ho sia l'esperienza appunto a casa, sia l'esperienza poi quella lavorativa appunto come fotografa sociale. E ecco, io ne ho incontrati molti e ovviamente il filo comune tra di loro è proprio il senso di solitudine che già abbiamo vissuto tutti noi con le Covid, e la riflessione che ho fatto è che questo senso di solitudine loro lo vivono praticamente sempre, perché chi non entra nelle liste, queste famose liste di cui citava il signor Cattarin, sta a casa, e anche perché gli aiuti non sono abbastanza, non sono sufficienti. Ho conosciuto in particolare recentemente Cristina, che poi appunto è diventata più di una modella, se vogliamo chiamarla così, ecco, e mi raccontava, lei appunto soffre alla distrofia muscolare fascio-scapolo-omerale, e lei ha 8 ore di assistenza al giorno, direte voi? No, alla settimana, quindi diciamo ecco, la situazione non è assolutamente delle migliori. Tra l'altro, Elisa, aspetta, chiedo alla regia e ringrazio chi è in regia, Alessandro e Antonio. Ho aperto la tua pagina Facebook perché c'è proprio la foto di Cristina, c'è una foto, se riuscite a collegare il computer, eccola qua. Allora, Cristina è al centro, questa è la tua pagina Facebook, sei tu accanto a Cristina, Cristina è in carrozzina. Allora, questa fotografia di fatto lancia questa tua nuova battaglia che si chiama Corri Includendo. Riassumo, ma poi tu adesso ci spiegherai un po' di più. Hai conosciuto Cristina, siete diventate amiche e tu, che hai contratto il Covid, stai cercando anche insomma di pastare alcuni post che il Covid purtroppo ha lasciato, concentrandoti molto sull'attività fisica, e un giorno Cristina ti ha detto: come vorrei correre, poter correre anch'io, e da qui tu hai detto: proviamo tutti insieme a fare in modo che le mie gambe e la sua mente possano essere un tutt'uno, e da qui è nata Corri Includendo, quindi una delle tante cose che volendo si possono fare. Certo. Che cosa consiste? Allora, appunto, tutto nasce da questo incontro che abbiamo avuto. Già chiedo scusa perché quando mi toccano queste cose mi commuovo, quindi insomma vi chiedo già scusa. Allora, tutto nasce appunto conoscendo Cristina, che appunto, come dicevo, ha la distrofia, e è sorella di Stefano, che purtroppo è stato colpito dalla stessa malattia, quindi sono 2 fratelli e hanno entrambi la distrofia muscolare fascio-scapolo-omerale. E appunto io l'ho conosciuta in un periodo molto particolare, avevo vissuto il Covid e perso mio papà da poco proprio a causa del Covid, e insomma ho cercato nell'attività fisica una sorta di rinascita, no? Una sorta di possibilità, capacità di rielaborare anche emotivamente tutto quello che hai vissuto. Anche sì, ci tengo assolutamente, però anche a dire fisicamente, perché il Covid lascia degli strascichi che la gente forse non si ricorda o non pensa, o giustamente se non ha provato non può sapere, però effettivamente avevo proprio bisogno anche fisicamente di riprendere in mano un attimo tutta la situazione. E quindi appunto la cosa incredibile è stata che in questo mio percorso, cioè la fan più attiva, la fan numero 1 era Cristina Geller, si chiama lei, e appunto era entusiasta di questa cosa, tanto è vero che appunto mi ha sempre seguito, sempre incitato, eccetera, e mi ha colpito particolarmente perché lei, essendo in carrozzina, cioè mi ha fatto veramente, ho detto caspita, mi sta supportando dalla sua carrozzina. Certo. E quindi un giorno mi sono sentita di ringraziarla, e lei mi ha risposto dicendo: guarda, se potessi farei anch'io come te. E là, brividi. E lì hai detto: partiamo, adesso corriamo insieme. L'obiettivo è la mezza maratona di Treviso, ricordiamolo, ad ottobre. Cosa succederà? Esatto.
Esatto, allora sì, la meta fisica è proprio la mezza di Treviso che si correrà appunto il 10 ottobre, che sono più di circa 21 chilometri, e correremo in doppia, cioè io spingerò e lei mi supporterà emotivamente, che poi non è vero neanche questo, perché in realtà sta facendo anche lei una sua preparazione nei suoi limiti e nelle sue possibilità, che poi è quello lo sport. È fatto proprio per riuscire a superare, ecco, quelli che sono i propri limiti personali, non i limiti assoluti, e questa è una bellissima cosa, ecco. E abbiamo coinvolto. Ci fermiamo un secondo, Elisa, vado da Maurizio, torno subito da te. Dammi un attimo, Maurizio, hai sentito questa storia, no? Certo. Una delle tante che capitano quotidianamente anche da noi. Ecco, una delle belle storie di due persone, però non è possibile che ci siano sempre le persone, no? Anche le istituzioni devono fare qualcosa, e tu per questo sei andato a bussare alla porta del presidente Luca Zaia con una lista Esatto. di desideri. Cosa chiedete? Allora, abbiamo fatto questa benedetta lista dei desideri. Prima cosa, dovrebbero, a nostro parere, dividere la disabilità da patologia e la disabilità da vecchiaia, perché sono due cose completamente diverse. Tutti noi abbiamo dei genitori e tutti noi prima o dopo capita di accudirli, di aiutarli, però per fortuna non tutti hanno un disabile in casa dalla nascita e la cosa è decisamente diversa. Arrivo in soccorso. Tu giustamente mi dicevi, quando io non potrò vivere per sempre, chi accudirà mia figlia? Esatto, è uno dei grossi problemi che ci sono, assieme alle strutture e quello che chiamano il dopo di noi. Certo. Che fine faranno? Dove andranno? Parlano, ci sono tanti progetti. Quindi voi chiedete residenze? Sì, ci dovrebbe essere delle nuove strutture, cioè ci sono più di 10 anni che non vengono fatte strutture. Le liste d'attesa sono lunghissime, solo da noi, che sono 195 famiglie, 100 di queste persone vogliono fare la domanda per poi entrare in quelle che vengono chiamate case alloggio per il dopo di noi. Non ci sono posti, non ce ne sono. Abbiamo parlato col Presidente, il Presidente ci aveva dato, era l'anno scorso, subito dopo Ferragosto. Si è dimostrato disponibile a questo, ci aveva detto guardi, prendo in carico personalmente questi problemi. Capisco che c'è stato il Covid che ha un po' bloccato un po' tutto, però tutte le volte che abbiamo cercato di contattare le autorità non abbiamo avuto risposte, solo demandato al sottoposto. L'ultima persona che è costretta a risponderci cosa ci dice? Io devo fare quello che ci dice le disposizioni regionali. Quindi venite rimbalzati. Stiamo palleggiando senza avere nessuna risposta. Io capisco che non ha tempo sia il governatore, sia la Lanzarin, sia il direttore generale dell'ASA, che non ha tempo di rispondermi personalmente, ma non sta rispondendo a me, sta rispondendo a 700 veneti. Quello che vorremmo è avere un rapporto un po' più diretto, cioè anche il Presidente. Non ho tempo, guarda, ho preso in carico la vostra, però abbiate un po' di pazienza. Sappiamo che siamo presenti nella sua mente. Maurizio, la blocco un attimo perché dobbiamo andare a Mestre dalla nostra Ilaria Marchiori, con la quale la vedo collegata. Ciao Ilaria, buongiorno. Ha appena intervistato Matteo Salvini. Ilaria, cosa vi ha detto? Sì, buongiorno Anna, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Il leader della Lega Matteo Salvini se n'è andato da pochissimo, tantissimi gli argomenti che ha toccato in questa conferenza stampa, anche se ha detto di essere venuto in Veneto più che per impegni politici, soprattutto per l'impegno cui non voleva assolutamente mancare, ovvero il funerale di Michele Merlo, il cantante che è stato spezzato alla vita
vita così giovane che oggi appunto si vedrà celebrare il funerale a Rosà. Quindi questo il motivo principale, ha detto Salvini, per cui è venuto in Veneto. Naturalmente poi c'è stato anche l'incontro con le figure di spicco politiche della Lega del territorio veneziano, perché era presente il vice sindaco di Venezia Andrea Tomaello, l'assessore regionale Francesco Calzavara, il consigliere Alex Bazzaro, poi c'era anche Vallotto, insomma erano tutti qui proprio per accogliere Salvini. Tanti temi, dicevo, che ha toccato, a partire da quello della sicurezza a Jesolo, perché sappiamo che nelle ultime settimane ci sono stati non pochi episodi di giovani che si sono riversati sulle spiagge, soprattutto a livello soprattutto di notte, e poi anche nelle piazze, tra cui Piazza Mazzini a Jesolo, in preda ai fumi dell'alcol, tanto che era stata necessaria l'ordinanza del sindaco anti-alcol. Però ovviamente questo non è sufficiente, perché il sindaco Zoggia ha chiesto forze dell'ordine e Matteo Salvini ha detto che arriveranno rinforzi in breve tempo, e questa è già una notizia importante per quanto riguarda il litorale, visto che la stagione è già partita. Così come dovrebbero arrivare anche buone notizie per la riapertura delle discoteche, su cui Salvini ha detto di impegnarsi da tempo su questo fronte, come si sta impegnando anche per quanto riguarda l'utilizzo delle mascherine almeno all'aperto, poterle togliere prima del 15 luglio, perché ha detto gli altri paesi europei in realtà le hanno già tolte, anche non solo all'aperto ma anche al chiuso. Ha toccato anche il tema dell'autonomia, ha detto che in questo anno e mezzo di Covid, ringraziando i sindaci e tutti gli amministratori locali e ovviamente regionali per come hanno gestito la pandemia, per come l'hanno fatto proprio in autonomia, e quindi ha detto che questa è la dimostrazione di quanto importante sia per una regione avere la propria autonomia, avere la propria gestione, che finché lui ricoprirà questo ruolo sarà un tema che non mollerà fino alla fine. Dunque questi, diciamo, gli argomenti principali che ha toccato. Ha parlato poi anche delle elezioni che si terranno per il sindaco di Padova, ha detto che in testa ha già i suoi nomi, che sono nomi grossi, nomi importanti, naturalmente non li ha voluti rivelare, e poi ha parlato, dicevamo appunto, di sicurezza a 360 gradi e dell'importanza di sostenere una città come Venezia, proprio perché si possa rialzare, perché rispetto ad altre città è stata pesantemente colpita, dal momento che è una città che vive soprattutto di turismo, e il turismo è venuto a mancare, sta ricominciando solamente adesso. Dunque, se non ci sono altre domande, io restituisco la linea allo studio. Grazie Lara Marchiori, grazie, benissimo, arrivederci e buona giornata. Buon lavoro. Questa sera in onda, ovviamente, a partire dalle 18:30 sentiremo quello che tu hai appena detto proprio dalle sue parole, con le interviste che hai raccolto. Maurizio, Elisa, devo andare in pubblicità, poi continuiamo a parlare di diritti dei disabili e di che cosa si può fare, e vi racconteremo questa famosa lista dei desideri. Eccoci ben ritrovati, stiamo parlando di disabilità, abbiamo raccontato che non ci sono servizi, stiamo parlando di come stanno riprendendo a funzionare i CEUD e i centri diurni, ancora non al 100%, mentre invece intanto tante altre attività sono partite alla grande, come ad esempio i centri commerciali, una tra tante. Ne parliamo con Maurizio Cattarin, che ha presentato al presidente Zaia una lista, lui l'ha chiamata la lista dei desideri, dove di fatto ha denunciato l'assenza di strutture e l'assenza di servizi. Esatto. Poi c'è un altro problema che lei ha presentato a Zaia. Poi c'era il discorso delle... è abbastanza, quello di pannoloni, diciamo, quello dello smaltimento dei pannoloni. Noi abbiamo la Contarina che ha sviluppato, ha messo in atto un servizio, un impianto di smaltimento prima in Europa. Questo funziona dal 2019, però noi continuiamo a pagare lo smaltimento di pannoloni. Ci sono delle bollette, ne ho le copie, di persone che hanno pagato anche 700 euro di smaltimento dei rifiuti. Teniamo presente che di là del Piave c'è la Savno e non pagano,
nel veneziano c'è la Serenity, c'è un'altra azienda e non lo pagano, lo paghiamo soltanto noi. Adesso io ho avuto una serie di incontri, tra cui l'ultimo col sindaco di Treviso, Conte, e con l'assessore Manera, che devo ringraziarli, perché siamo arrivati a una conclusione, era notizia di questi giorni, è apparsa sui giornali, che hanno raggiunto un accordo che lo smaltimento verrà fatto pagare una cifra simbolica di un euro. Questo è già un passo avanti per noi, perché c'è uno svuotamento al mese e capite bene che i costi vanno su, aggraviano. Allora, questo da comune a comune cambia, poi c'è anche un'altra cosa che cambia, da regione a regione, l'assegno di cura. Lei mi raccontava che voi percepite 4 euro al giorno. Esatto. Come assistenza, no? Un aiuto che arriva da parte della regione, ma ci sono... Sì, tutte quante le regioni hanno chi lo chiama assegno di cura, assegno di mantenimento, cioè in varie maniere, e purtroppo noi siamo quel tramo, non so, penso di essere il fanalino di coda di questo, perché percepiamo circa 4 euro al giorno le famiglie che hanno il figlio o la figlia o il fratello che sono a casa. Altre regioni prendono cifre, cioè sono 140 euro al mese, le altre regioni abbiamo dei dati 700, 800, 1000, per non parlare delle regioni autonome in cui prendono 1800 euro o simili, e anche gli aiuti per quanto riguarda il mezzo, cioè l'adeguamento. Allora, io e come altri abbiamo dovuto adeguare la nostra abitazione, il nostro appartamento, la nostra casa alle esigenze del disabile, perché quando arriva un disabile, quando è piccolo è gestibile, quando comincia a avere 30 anni come nel mio caso non è più gestibile. Abbiamo dovuto risistemare il bagno, vuol dire stravolgerlo, fare la doccia più grande, la sedia, il portico. Benissimo, fatto il tutto, abbiamo fatto... il comune ci ha avvisato che c'era la possibilità di fare una domanda per avere un contributo regionale. Io l'ho fatta, è dal 2014 che l'aspettiamo. Non è arrivato niente. È arrivata una cifra minima di 150 euro, mi hanno detto che altri soldi arriveranno non si sa quando, non vorrei che arrivassero ai miei figli il contributo. È giusto che ci si faccia carico anche di questa questione. I disabili non devono essere visti come un problema, ma è uno Stato che deve davvero mettere in piedi un welfare diverso e non è accettabile che ogni regione corra a velocità diversa, soprattutto per quanto riguarda il tema della disabilità. Ne faccio un altro esempio. Io ho fatto la settimana scorsa una settimana al Gasini di Genova, perché è uno dei punti di riferimento della patologia di mia figlia. Nel Veneto non c'è un punto di riferimento. Quando sono stato là mi hanno detto, la dottoressa che ci ha seguita, che ci sono altre 4-5 ragazzine del Veneto che adesso hanno appuntamento e devono andare là per fare tutte quante le diagnosi, le ricerche, gli esami, perché la conoscenza loro ce l'hanno. Qua da noi purtroppo, ho chiesto più di una volta, non c'è nessuno che abbia una conoscenza sufficiente per questa patologia. Quindi una regione, ma anche uno Stato a misura di disabile, no? Che permetta di allentare la differenza che c'è tra una normalità, una vita quotidiana normale e una che non lo è. Quindi queste differenze devono essere assolutamente accorciate, quantomeno accorciate. Eliminarle sappiamo che non è possibile, ma abbiamo il dovere di accorciarle, che è un po' quello che sta cercando di fare la nostra Elisa Adamo, che abbiamo collegato, eccoci di nuovo da te Elisa, che abbiamo collegata via Skype con il progetto Corri Includendo. Elisa, a partire da questo progetto tu che cosa vuoi ottenere? Qual è lo scopo? Sicuramente sensibilizzare appunto l'opinione pubblica sulla necessità assoluta dello sport inclusivo e soprattutto e anche lo sport singolo, perché ci sono diverse realtà di gruppo, quindi squadre che si stanno avviando in questa direzione, però io mi sono resa conto che le palestre, tutte le palestre non hanno, ecco, non c'è scritto io disabile non posso entrare, però insomma è un non detto, perché in realtà non c'è nessuno che poi se ne possa prendere cura all'interno della struttura.
Quindi la mia idea è questa, un po' quella di formare una rete di sportivi, sarebbe il mio sogno, che possa proprio dedicarsi a questo tipo di servizio, ecco. E anche, perché no, una rete di sportivi che si dedichi proprio alle maratone in doppia. Diciamo, mi piace chiamarla un po' una sorta di caregiver dello sport, ecco. Se mi dovessi definire in questo momento mi piacerebbe essere definita così. E poi assolutamente anche raccogliere fondi sia per la FSHD Italia Onlus, che appunto si occupa di distrofia, e l'AISM, che è l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. E quindi diciamo accorciare appunto le distanze, perché come piace dire a me, cioè la diversità è un dono e va condivisa, e soprattutto ci dà la possibilità, ecco, a me piace vedere la diversità, ecco, non come una barriera, ma piuttosto un'opportunità per metterci in gioco veramente. Quindi avanti tutta, Elisa Adamo. Io dico nome e cognome perché per trovare le informazioni basta andare sulla tua pagina Facebook. Chi ci sta ascoltando conosce qualcuno che potrebbe far parte, entrare in questo progetto sportivo, amante dello sport e capace di condividere la sua passione insieme a qualcuno che forse magari ha bisogno di 2 gambe o di 2 braccia forti per poter fare sport, io sto facendo il tuo nome, Elisa, ecco. Grazie. Se posso permettermi solo un secondo, volevo ringraziare veramente Marco Flagello, Veronica Reato, Davis Crosato e Fabio Dalcorobbo, perché per primi hanno creduto a questa follia e ci si sono fiondati dentro, quindi assolutamente un enorme grazie a loro, veramente. Grazie a te, Elisa, arrivederci. Grazie, buona giornata, arrivederci. Ce ne vorrebbero tante di queste follie. Vero Maurizio? Allora, lanciamo un appello anche in questo senso, proviamo a portare nuovamente questa lista dei desideri ai vertici della regione proviamo a fare lobby noi, visto che i disabili non possono fare lobby, lo dobbiamo fare noi giornalisti, voi famiglie e volontari come Elisa. Grazie. Bene. Maurizio, per essere stato in nostra compagnia. A voi. Grazie. Allora, noi ci siamo occupati di disabilità e ora dobbiamo passare la palla ad un altro ospite, dobbiamo parlare di un mondo produttivo che in questo momento con il Covid non si sta fermando, perché la ripresa è certa, ma sta rallentando, e questo perché mancano le materie prime. Dove sono finite? Io vi presento Alessio Lovisotto, segretario generale della Film CISL di Belluno. Buongiorno Alessio. Buongiorno. Eccoci, grazie per averci atteso. Allora, il mondo dell'industria, il mondo dell'artigianato, soprattutto diciamo il metalmeccanico, è in difficoltà perché mancano materie prime. Che cosa manca e che cosa sta succedendo nello scenario, diciamo nello scacchiere mondiale? Diciamo che sicuramente c'è un problema contingente che stiamo seguendo da alcune settimane, riguarda l'approvvigionamento di materiali, di semilavorati. Si è formato un collo di bottiglia, diciamo, e questo è un elemento che porta a dei rallentamenti produttivi nelle aziende anche qui della provincia di Treviso e Belluno. Io seguo a cavallo 2 province. Questo per certi aspetti è un po' un effetto indesiderato di una ripresa globale che è asimmetrica. Asimmetrica perché abbiamo avuto l'epidemia che si è spostata da Oriente verso Occidente. I cinesi sono divoratori di materie prime e sono anche però i principali produttori e raffinatori di quei materiali che servono un po' dappertutto. Vi faccio degli esempi. Il settore dell'automotive ha tutta una serie di componentistica elettronica che è fondamentale per far funzionare i veicoli, che sono molto tecnologici come conosciamo. E poi ci sono tutta una serie di microchip, di schede elettroniche che vanno installate ad esempio su tutto quello che è la filiera del freddo, anche degli elettrodomestici, e questo sostanzialmente fa sì che se non c'è una disponibilità sposti anche il problema sui prezzi.
c'è anche un tema di crescita dei prezzi di queste materie prime, perché c'è, diciamo, un collo di bottiglia dato da un'offerta che è scarsa. Senti, ma Alessio, c'è un problema Cina, secondo te? Si discute tanto della via della seta, la Cina che avrebbe comprato in tempo di Covid tante aziende che producono semiconduttori, quindi si sta accaparrando delle fette di mercato che di fatto vanno a rallentare, è la sua politica economica, i mercati nostri. Sì, allora la Cina negli ultimi mesi, essendo partita prima, ha fatto scorta di materiali. Però si è anche accorta che se faceva eccessivamente scorte, questo aveva un effetto controproducente poi sul mercato, perché se io mi trattengo delle scorte rischio di mettere una ripresa in difficoltà. Senza dubbio, lo dicevo prima, la Cina è non dico monopolista, ma un player importante a livello globale su quelle che sono le terre rare. Le terre rare sono quegli elementi di metallo che appartengono alla tavola periodica e sono ad esempio il cobalto, il litio, il neodimio, e sono loro i principali estrattori, hanno una fetta circa del 55% dell'estrazione e nella raffinazione dell'80%. Quindi è evidente che rispetto a questo tipo di predominanza loro possono determinare l'offerta e il prezzo. Oltre a questo si è generato anche una speculazione. Che ricadute ha questo sul nostro Veneto produttivo, sulle aziende del territorio veneto? Sul Veneto e un po' in generale sull'Europa, ma se ci limitiamo alla nostra provincia, questo ha degli effetti che possono essere richieste di cassa integrazione dal rallentamento di fornitura. Quindi anche se sembra un tema lontano da noi, invece in realtà si vede che tutta l'economia è interconnessa. Se pensiamo a quell'episodio che è rimasto sui media per almeno una settimana dell'incagliamento della nave porta container sul stretto, il canale di Suez, ecco, quella lì portava materiali che poi servivano anche da noi. In realtà quella stava andando verso la Cina, ma bloccandosi ha fatto sì che tutte le navi si fossero fermate o di qua o di là dello stretto, e ha bloccato un po' l'economia anche del nord-est. C'è un altro problema che tu hai segnalato, ne abbiamo anche parlato un po' dietro le quinte questa mattina al telefono, cioè manca anche la manodopera, oltre a mancare le materie prime. Perché manca la manodopera? Beh, allora diciamo che il tema della manodopera è un tema che ricorre da un po' di tempo. Alessio, mi devi perdonare, devo agganciarmi alla nostra Gabriella Basso che è al San Bortolo di Vicenza. Torniamo da te tra poco, ti diamo subito maggiori informazioni. Perdonami, ma abbiamo l'arrivo del presidente Zaia. Andiamo subito a Vicenza. Sono le ragazze del SISP che appunto il servizio di igiene e sanità pubblica, sono quelle che contattano per ricordarvi i soggetti che sono positivi al Covid o che possono essere stati in contatto con il Covid. Il direttore generale dell'USL8, Maria Giuseppina Bonavina, è alle nostre spalle, adesso incontrerà il presidente della regione Veneto, eccolo qua l'incontro, dopodiché ci sarà anche il taglio del nastro. Sono venuto a prenderle. Buongiorno. No, sono entrato da dietro. Abbiamo visto, eravamo là al sole. No, nel senso che ho visto. Sì, tranquillo. Buongiorno. Buongiorno. Non abbiamo da nascondere nulla. Ciao Sindaco, ciao. Sì, ciao. Ecco, qui abbiamo il direttore generale, il sindaco di Vicenza Francesco Rucco con il presidente della regione Veneto. Questa è un'inaugurazione esclusivamente benedicente. Ecco, un incontro, un attimo sta spiegando esattamente come funzionerà, come è attrezzato appunto l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, eccole qui presente anche lei. Ecco, dietro alle spalle c'è il direttore generale dell'USL 7 Bramezza, e dietro a loro appunto sono tutte le ragazze che giornalmente sono in contatto con
e persone che devono essere contattate, il contact tracing praticamente, ecco la visita. Vedete, un saluto a tutti i volontari, personale medico e infermieristico del SUM 118 dello Slotto Berica. Ecco qui. Ci sarà poi la benedizione e taglia del nastro. Ci sarà il posizionamento. Eccoci, vedete, Presidente, stanno organizzando appunto la cerimonia. Una foto anche di gruppo di tutto il personale del SUM 118 con i dirigenti dell'US, l'assessore. Sì. Ecco, vedete che è arrivata anche la direttrice del SISP, Maria Teresa Padovan, quindi veramente in questo momento tutto, diciamo, il corpo sanitario, infermieristico, medico, dirigenti dell'US8 e non solo sono qui presenti in questo momento. Lasciamo. Vuole proprio, ecco, vedete, sta raccontando, sta posizionando un po' tutte le persone, perché sapete che il Presidente, ecco, il Presidente Zaia appunto ha voluto tutti a fianco a sé in questo momento importante. Avete sentito? Sono tutti qua presenti per questo momento importante, la foto di gruppo, perché è il momento anche di riconoscimento, l'applauso, come sentite? Perché è stato un anno e mezzo dove tutte queste ragazze, come la direttrice del SISP, come tutto il SUM, sono stati impegnatissimi nel lavoro anche contro il Covid per contenere appunto la pandemia. Ecco il momento più importante, adesso qui a disposizione stanno arrivando le forbici anche per tagliare questo importante nastro, perché questo SUM, questo nuovo centro SUM è importante perché dà più spazio e maggior manovra e possibilità di lavoro a tutti gli operatori. Il momento della cerimonia. Affidiamo a Maria il saluto degli infermi, la nostra supplica per ottenere la divina benedizione su questa struttura, su questi mezzi, sui malati che ne usufruiranno e su quanti si prodigano al loro servizio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimetiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Padre onnipotente e misericordioso, fonte di ogni benedizione, tu hai affidato la sorte di ogni infermo alle cure premurose del tuo popolo, che cammina in novità di vita in Cristo tuo Figlio. Esaudisci le nostre preghiere, per la grazia del tuo Spirito, fa che questa struttura, che questi mezzi, questi strumenti diventino un luogo di benedizione e di carità autentica. Qui vengano i fratelli e le sorelle e possano gli infermi recuperare prontamente la salute e renderti fervide grazie e dei benefici ricevuti. E chiediamo che la tua benedizione, Signore, discenda su tutto il personale sanitario e su quanti si dedicano alla cura dei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E su tutti voi qui presenti scende la benedizione di Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Grazie Michele. Prego.
Ecco, avete sentito la benedizione dei mezzi, del personale, del SUEM 118, ma anche del centro vaccinale e del SISP, la direzione appunto sanità, di servizi sanità e igiene pubblica dell'Uslotto di Vicenza. Col taglio del nastro in questo momento. Anche siamo pronti? Duro? Via. Ecco. Buon lavoro. E grazie di tutto quello che avete già fatto come lavoro. Grazie. Ciao ragazzi, grazie. Grazie. Complimenti a lei che fa un bel lavoro lei. Me paga. La visita adesso prosegue, adesso ci indirizziamo verso l'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove verrà scoperta la targa in memoria di Giancarlo Ferretto, che è imprenditore filantropo fondatore della Fondazione San Bortolo di Vicenza. Ecco, facciamo una camminata, sono circa 500-600 metri dalla centrale del SUEM, dalla nuova centrale del SUEM. Ci rechiamo, attraversiamo appunto questa strada che si chiama Via Cappellari per raggiungere appunto il San Bortolo, una passeggiata dove Zaia è assieme appunto con il sindaco di Vicenza, con il direttore generale dell'Uslotto Berica e l'assessore alla sanità regionale Manuela Lanzarin. Ecco, vediamo se riusciamo a intercettare qualche parola. Però devo dirti che dopo siamo in diretta. Rumoroso che ho trovato a Vicenza. Perché mi deve ascoltare TVA? No, ma Rete Veneta la sta ascoltando, c'è tutto il pubblico di Rete Veneta, di Antenna 3 che sta seguendo in diretta tutta la cerimonia. Intanto grazie a voi che ci seguite, a tutti i giornalisti, anche perché questo è un elemento che ci ha aiutato a essere molto più performanti con il Covid, no? Quando si parla del servizio pubblico, il servizio pubblico è questo fatto dai privati, nel senso che penso solo a un dato, adesso è appena uscita una circolare del generale Figliuolo mezz'ora fa che invita le regioni a scovare, fra virgolette, i 2.800.000 over 60 che ancora non si sono vaccinati, non hanno una prenotazione. Ecco, diciamolo fino in fondo che non è il caso del Veneto, perché grazie alle televisioni, alle dirette, ai giornali e tutto, i cittadini hanno avuto informazioni in maniera tempestiva e questo ci ha aiutato a fare molte vaccinazioni. Abbiamo superato i 3 milioni e mezzo di inoculazioni e siamo la prima regione d'Italia per vaccinazioni. Sicuramente siamo i primi per aver messo in sicurezza gli over 60, cioè chi ha più di 60 anni è messo in sicurezza. Cosa vuol dire? Noi non siamo promotori del vaccino, noi diciamo semplicemente che il dato concreto è che chi si è vaccinato non torna in ospedale, noi non lo troviamo più in ospedale. Questo è il dato positivo. Se avessimo avuto gli stessi vaccini un anno e mezzo fa non avremmo avuto l'epilogo che abbiamo conosciuto, insomma. Una realtà, quella dell'Uslotto Berica, che lei conosce, so che siete sempre in contatto e che ha visto anche di buoni risultati, una performance molto buona, insomma. Ma guardi, la dottoressa Bonavina è la donna giusta sul posto giusto. Devo dire che noi abbiamo cercato un direttore su misura, in un'ULSS complicatissima, in un'ULSS che giustamente ha delle richieste, dei bisogni di alta qualità, di alto livello, e aveva bisogno di una manager come la dottoressa Bonavina. Penso che i risultati si siano già visti, non lo dico perché è qui, perché quando mi devo incazzare mi incazzo con i direttori, però oggettivamente la gestione c'è, è sul pezzo e questo è un ULSS che continuerà a crescere e vedrete i risultati. Ringrazio anche tutti i privati, tipo la Fondazione San Bortolo, che comunque è sempre a fianco nei nostri progetti. Noi stiamo investendo tanto, investiamo 70 milioni di euro all'anno nelle attrezzature, nelle tecnologie, perché pensiamo che la sanità
del futuro sia quella di dare ai nostri medici, ai nostri professionisti le macchine all'avanguardia e fare in modo che i veneti abbiano una diagnostica di altissimo livello. Guardate, la diagnostica che c'è oggi qui a Vicenza non c'è neanche nei migliori ospedali americani, dove si paga tutto, anche l'aria. Lasciamo attraversare la strada perché in questo momento stiamo appunto lasciando via Cappellari per raggiungere l'ingresso, l'atrio dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove appunto verrà scoperta la targa in memoria del filantropo, imprenditore e presidente fondatore della Fondazione San Bortolo, Ferretto. Allora adesso lasciamo un attimo il direttore generale dell'Uslatto Berica, che sta dialogando con il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, e abbiamo visto che appunto c'è stato questo momento importante. Avete sentito il presidente come ha raccontato come è stata la performance sia dell'Uslatto Berica ma della regione Veneto, le ultime novità da parte di Figliuolo, che appunto ha chiesto alle regioni di scovare tutti gli over 60 che non si sono, scovare è un termine molto forte ma questa è la realtà, di scovare gli over 60 che ancora non si sono prenotati, una cosa che in Veneto, come ha detto lo stesso presidente Zaia, non c'è, non è così allarmante, non è così grave, insomma. Ecco, stiamo quasi per raggiungere l'ospedale, l'ingresso del San Bortolo, stiamo arrivando alla porta proprio d'ingresso del San Bortolo, dove in realtà fino a poco tempo fa e ancora adesso ci sono le barriere dove vengono controllati, monitorate la temperatura, igienizzate le mani delle persone che devono accedere all'ospedale. Ecco. Continuiamo questa traversata della strada, dell'ingresso dell'ospedale San Bortolo, ancora pochi metri e saremo all'interno dell'atrio dell'ospedale appunto di Vicenza, dell'Uslatto Berica. Ecco, c'è un momento di stop, come vi dicevo, proprio per il controllo delle mani. Si stanno controllando, vedete anche lo stesso addetto stampa Parmigiani, addetto stampa della regione Veneto, del presidente Luca Zaia, vedete, non c'è ovviamente per tutti, la regola vale per tutti, quindi vale anche per tutto lo staff, vale per l'assessore regionale, per il presidente, l'igienizzazione delle mani, la mascherina, come vedete tutti quanti siamo dotati di mascherina, addirittura FFP2, proprio perché ancora oggi mascherine, igienizzazione e distanziamento sociale devono essere mantenute, è fondamentale anche all'aperto, bisognerà vedere poi cosa deciderà. Si parla di poter eventualmente liberarsi delle mascherine a fine giugno, un'ipotesi, anche se in molti parlano del 15 di luglio. Vediamo, stiamo ancora seguendo il Presidente se ha varcato, eccolo che sta arrivando, ancora pochi passi e siamo all'interno siamo nell'area proprio all'interno dell'ospedale, dell'area centrale, stiamo arrivando all'ingresso. Io vi racconto proprio questa camminata, che è una camminata anche proprio per vedere la struttura, per far vedere anche come è la situazione dell'ospedale del San Bortolo e dell'Uslatto Berica, a parte del presidente Luca Zaia. Un attimo ancora, un momento, uno stop, una foto, vediamo. Con me c'è Simone Scorcina, l'operatore, con un selfie con il presidente Luca Zaia. È una cosa importante, sono momenti comunque in cui si convive, si assapora le stesse sensazioni, le stesse situazioni tra persone comuni. Il presidente Zaia sapete che non si sottrae mai a questi momenti di partecipazione con le persone, con la gente. Ecco, siamo praticamente all'ingresso dell'ospedale San Bortolo, ancora poco. Io vi ribadisco, raccontando un po' questa fine mattinata, se vogliamo dire così. Il Presidente qui al San Bortolo, nell'atrio, scoprirà una targa dedicata appunto al filantropo, imprenditore e fondatore della Fondazione appunto San Bortolo di Vicenza. Eccoci qua, siamo entrati all'interno dell'atrio dell'ospedale San Bortolo.
Eccoci all'interno, pronti a aprire la targa, a scoperchiare, a togliere il velo sulla targa dedicata al filantropo. Anche qui vedete ci sono diverso personale sanitario, medico, dirigenti anche dell'Uslotto Berica. Okay. Eccoci ancora qualche secondo. Ci stanno un attimo a distanziare per avere lo spazio ideale, anche perché non possiamo stare troppo vicini. Eccoci qua. Ancora qualche secondo, perché ci dobbiamo ovviamente posizionare e dare lo spazio per poter ovviamente fare la cerimonia dedicata appunto a Giancarlo Ferretto, questo imprenditore illuminato, filantropo, che molto ha fatto per Vicenza. La fondazione, come diceva anche il Presidente, è stata importante per la città di Vicenza e molto ha fatto soprattutto per l'ospedale, molto ha fatto per i cittadini di Vicenza. I contributi, i soldi raccolti sono serviti molte volte anche per acquistare macchinari, per esempio, che sono stati donati poi ai vari reparti. È un connubio pubblico-privato fondamentale. Eccoci. Allora, buongiorno a tutti, buongiorno Presidente, benvenuto. Ti abbiamo coinvolto in questa manifestazione che è una parte pulsante del cuore della nostra azienda. I direttori di unità operativa hanno voluto ringraziare un elemento molto forte nella storia della sanità vicentina in particolare, ma insomma si è dato da fare veramente per tutti, ed è stato il presidente della Fondazione San Bortolo, Giancarlo Ferretto. Giancarlo Ferretto è stato, non devo presentarlo io perché tutti lo conoscono, l'hanno conosciuto, hanno avuto la fortuna di conoscerlo, un grande imprenditore, rappresentante degli imprenditori a tantissimi livelli, regionali e nazionali, ma soprattutto per tantissimi anni. Come presidente della Fondazione San Bortolo è stato voluto fortemente dal fondatore della Fondazione, l'ingegnere Amenduni. Devo dire ha dato il meglio di sé per quel che riguarda tutto ciò che il sistema sociale può aspettarsi da noi comuni mortali, e aiutando e supportando l'ospedale San Bortolo, ma anche la programmazione regionale, la messa a punto della programmazione regionale con manifestazioni molto evidenti. Basti ricordare la riabilitazione, che è un'eccellenza regionale e anche extraregionale, il reparto di ematologia, e l'ultimo, solo in ordine cronologico, è stato il reparto di chirurgia, messo a punto con una delibera del presidente della Fondazione San Bortolo, che in quel momento era proprio Giancarlo Ferretto. E diciamo che poi è stato il momento in cui ci ha lasciato senza vedere la risultanza completata di tutta la ristrutturazione. Diciamo che oggi virtualmente, io mi unisco a tutti i colleghi direttori di unità operativa, scopriamo questa targa per ricordare ogni giorno tutto l'aiuto e il supporto che è stato dato da quest'uomo, ma virtualmente andiamo a scoprire anche una targa proprio di fronte al reparto di chirurgia che gli è stato intitolato. Abbiamo pensato di demandare a un momento un attimo più leggero come situazione di pandemia. Quindi io purtroppo, non avendolo conosciuto, ho letto un sacco di cose, mi unisco sicuramente a tutti i colleghi che hanno voluto questo momento, anche non solo per le situazioni strutturali che ci ha lasciato, ma anche e soprattutto per tutto ciò che ha insegnato dal punto di vista morale e civile. Quindi io credo che dobbiamo un grazie forte a Ferretto.
momento appunto della scopertura della targa. Vediamo, facciamo le immagini. Adesso le foto di rito. Signori, un attimo, facciamo una foto per tornare. Senza microfono, scusate, non sono Adesso la visita continua. La visita continua perché attraversiamo l'ospedale per recarci nell'aula magna Gresele, dove ci sarà praticamente, ecco quella vedete è la figlia dell'imprenditore Ferretto. Noi andiamo, invece seguiamo il Presidente, attraversiamo l'ospedale, dicevo, perché noi andiamo nell'aula magna Gresele, dove invece ci sarà il punto della situazione per quanto riguarda i trapianti di rene. Siamo arrivati al 1000° trapianto di rene e ci sarà il direttore di nefrologia Claudio Ronco che traccerà appunto le linee di questi importanti trapianti. Vi lascio la linea, al momento che attraversiamo l'ospedale c'è un momento in cui è difficile rimanere collegati, quindi ci rivediamo tra poco con invece quando saremo nell'aula magna, dove appunto ci saranno anche le premiazioni di 2 sanitari che hanno lavorato appunto con il dottor Ronco. Allora, ci fermiamo per un attimo, tra pochissimo il punto sui trapianti di rene, di cui San Bortolo di Vicenza è un'eccellenza. Allora, giusto il tempo per darvi le notizie di cronaca della giornata. Abbiamo un'operazione delle Fiamme Gialle di Vicenza. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia ha eseguito un provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale a seguito di indagini dirette dalla Procura. Siamo nel territorio vicentino, ma le indagini sono delle Fiamme Gialle veneziane. Si tratta di una confisca di attività economiche e quote societarie per circa 300.000 euro nei confronti di una persona residente in provincia di Vicenza. Il provvedimento fa transitare a patrimonio dello Stato la proprietà di una ditta individuale, di cui 2 società con relativi complessi aziendali, di quote di ulteriori 3 società già oggetto di un sequestro di prevenzione disposto dal medesimo Tribunale. Le indagini patrimoniali hanno riguardato un soggetto caratterizzato da numerosi precedenti penali, tra i quali traffico di sostanze stupefacenti, contraffazione di marchi, truffa, ricettazione e falso, grazie alle quali è stato possibile evidenziare una palese sproporzione tra i redditi dichiarati negli anni e i capitali impiegati per l'acquisizione dei vari cespiti ed attività economiche. Gli accertamenti sono stati estesi alla ricostruzione della posizione patrimoniale ed economica finanziaria del nucleo familiare delle imprese riconducibili al soggetto in questione. Andiamo invece a Padova, dove ci sono delle novità. Vi abbiamo ieri fatto vedere in diretta le immagini dell'incendio, le fiamme che hanno danneggiato un intero condominio. Siamo nel quartiere dell'Arcella, quello proprio in prossimità alla stazione dei treni di Padova. Le fiamme sarebbero partite da un elettrodomestico della cucina di un appartamento. Vediamo. 12 famiglie rimaste senza casa, un 12enne nigeriano portato in ospedale perché leggermente intossicato insieme ad un'altra persona. Questo è il bilancio dell'incendio che giovedì mattina ha distrutto un appartamento all'interno di un condominio di via Aspetti nel popoloso quartiere Arcella. La colonna di fumo nera è rimasta per ore visibile da tutta Padova. Le fiamme divampate attorno alle 8:30 in una mansarda all'ultimo piano di una palazzina abitata per lo più da immigrati. Secondo un primo accertamento, la scintilla che ha innescato il rogo è partita da un fornello o da un elettrodomestico della cucina dell'appartamento abitato da una donna nigeriana che in quel momento era al lavoro e dai suoi 3 figli. 2 non erano in casa, il 12enne invece, rientrando, ha scoperto l'incendio ed è rimasto leggermente intossicato. Da oltre un anno la famiglia non pagava l'affitto ed era in atto una procedura di sfratto che si doveva concludere entro fine mese.
L'incendio ha provocato danni ingenti agli impianti, l'intero stabile è stato dichiarato inagibile e sgomberato. In poche ore i servizi sociali del comune hanno trovato degli alloggi temporanei per le 12 famiglie evacuate, circa 56 persone che sono state trasferite in albergo o presso abitazioni di familiari. Così la cronaca, adesso eccoci qui con le immagini, torniamo a collegarci con il San Bortolo di Vicenza. Ok, siamo tornati fuori. Ora stanno raggiungendo l'Aula Magna per questa breve conferenza stampa dove appunto ci sarà la presentazione dei dati sul trapianto del rene. Abbiamo seguito in diretta con la nostra Gabriella Basso l'inaugurazione della nuova piastra del SUEM 118 con tutti gli operatori del SUEM, gli angeli del soccorso, del primo soccorso, quello sul territorio, quello ad emergenza appena accaduta, e poi la targa che è stata scoperta per questo imprenditore illuminato dal cui nome deriva proprio la fondazione che tanto ha fatto per il territorio vicentino ed anche per l'ospedale di Vicenza. Ora nuovo passaggio, vedete, stiamo seguendo anche noi in diretta le immagini, e poi tra pochissimo nel corso della conferenza stampa anche il presidente Luca Zaia prenderà parola per dare gli ultimi dati legati all'emergenza Covid e alla campagna vaccinale. Secondo i dati della Regione del Veneto, un Veneto su 4 è già immunizzato completamente e come avete sentito proprio nelle parole di Zaia prima, ci sono anche tantissimi over 60 che nella percentuale diciamo nazionale ancora non sono stati raggiunti o ancora non si sono vaccinati, ma questo numero è assolutamente esiguo invece per la Regione del Veneto. Questo è evidenza che la campagna vaccinale di fatto sta funzionando. Quindi in teoria adesso staremo a vedere anche questo. Però insomma noi abbiamo una macchina vaccinale perfetta, 60 centri vaccinali, 1600 persone che vaccinano, quindi ringrazio tutti anche i volontari e dico che noi siamo in grado di affrontare qualsiasi campagna vaccinale adesso. Buongiorno. L'ultima cosa volevo chiedere, per quest'estate dobbiamo tenere sempre comunque la guardia ben... Sempre. Allora, bisogna dirglielo a tutti, siamo liberi tutti, no. I ragazzi in particolare. Allora io penso che sia fondamentale essere prudenti. Sì. È la politica dell'ombrello, no? Sì. In vacanza, anche se vai in spiaggia, magari nelle valigie te lo metti, no? Sì. Potrebbe sempre accadere che piova. Sì. Quella è la prudenza. E così sarà con la mascherina. La mascherina non verrà, sparirà l'obbligo all'aperto. Ma uno se la terrà perché se mai rifà la coda al supermercato e dice mi metto la mascherina a casa meglio. Quindi... Oggi abbiamo un'incidenza però che deve essere chiaro di 11 casi su 100.000 abitanti a settimana. Sì. Cioè vuol dire che è... Sì, vuol dire che veramente bisogna essere veramente tanto sfortunati di incrociare uno. Sì. Però il che non vuol dire che non ci sono, perché se ci vai in una cabina telefonica con quel positivo, ancora circola in qualche modo, e questo virus ci ha abituato a cambiamenti repentini. Sì. Quindi non cantiamo vittoria. Quindi massima prudenza ancora per l'estate. Prudenza nella libertà. Buongiorno. Prudenza nella libertà. Anche se nella libertà diciamo che ci è dovuta. Se ci dicono che non mettere la mascherina, comunque se non c'è un uovo pericoloso, la prudenza. No, la politica dell'ombrello. Sì. Lo metti quando piove, te lo metti via quando non piove. Quindi luglio è una data, insomma. Ma io penso che luglio sia il mese per toglierle. Sì, non so se sarà il 15. Io penso che a luglio ci siano ormai. Cioè niente scuole, caldo, vaccinati. Intanto abbiamo capito che molti scienziati non hanno capito nulla quando dicevano che non c'entrava niente il clima. Se arriva in primavera e estate sparisce tutto. Però qualcuno dovrebbe spiegarci. Infatti gli americani ce l'hanno spiegato, ultravioletti, i raggi incidenti, le temperature. Del resto questo è un coronavirus, è un virus della famiglia dei virus.
Siamo in onda di nuovo, stiamo rientrando adesso qui nell'aula Gresele, dove appunto ci sarà, come dicevamo prima, il momento in cui verrà fatto il punto sulla situazione trapianti dell'Uslotto Veneto e del trapiante di rene. Siamo a quota 1000 e quindi qui presenzierà il Presidente Zaia, ci sono ovviamente il direttore di nefrologia, il dottor Claudio Ronco, e ci stiamo posizionando perché ovviamente, come vedete, sono mantenute le distanze anche all'interno di questa sala e quindi c'è una persona, una seduta libera, una seduta occupata e 2 libere, proprio per il distanziamento sociale. Ecco, ancora qualche minuto che si stanno sistemando appunto le persone, sono sedute al momento, si sta posizionando appunto anche il Presidente Zaia seduto in prima fila, vedete alle mie spalle, non si può vedere, stiamo sistemando ovviamente per poter poi mandare in onda tutta la conferenza stampa. Ecco, ancora qualche minuto, vediamo se riusciamo a posizionare la camera in questo momento, qualche minuto ancora, perché capite che è tutto molto veloce ed è stato tutto molto fatto all'ultimo momento per quanto riguarda anche questa situazione qui, dove verrà fatto appunto il momento in cui si parlerà appunto dei trapianti di nefrologia. Vi ricordo che sono 1000, siamo arrivati a quota 1000 qui al San Bortolo di Vicenza. Ecco, inizia anche qui la cerimonia, ecco, io mi posiziono così potete ascoltare anche voi quello che in questo momento verrà raccontato relativo al discorso trapianti. Ecco. Signor Presidente, invito la dottoressa Maria Giuseppina Bonavina, direttore generale dell'Uslotto Veneto, sì, pronto, sì, a portare il suo saluto. Sì, benvenuti a tutti, ma in particolar modo grazie al Presidente di questa venuta a Vicenza. Abbiamo purtroppo tempi molto ristretti, considerato il periodo, e intendiamo rispettare tutti quelli che sono i protocolli che andiamo raccontando ai nostri cittadini, utenti, e a cui obblighiamo il nostro personale. Corre l'obbligo, permettetemi tutti quanti, di fare un ringraziamento particolare al Presidente Luca Zaia per la fiducia che ha avuto in me, assegnandomi questa azienda, un'azienda complessa, perché tutte le aziende sono complesse, soprattutto se sono integrate da un territorio variegato, montagna, pianura, zone più dense di popolazione. Quindi veramente un grazie per avermi assegnato questa azienda che ha delle potenzialità elevatissime, ma è complessa, ma è solida come basi, e su basi solide è facile costruire qualcosa di interessante. Questo è l'impegno che personalmente, ma insieme a tutti i colleghi presenti e anche non presenti in questo momento, ci impegniamo a portare avanti in questi anni, con chiaramente il supporto del territorio, dei sindaci e anche degli amici della ULSS 7 Pedemontana, con cui lavoriamo costantemente insieme, anche con scambi per creare quello che una provincia è giusto che abbia. Quindi grazie Presidente e grazie a tutti per la pazienza. Invito l'avvocato Francesco Rucco, sindaco della città di Vicenza e presidente della provincia di Vicenza, a portare il suo saluto. Buongiorno a tutti, grazie Presidente per essere qui questa mattina, è un momento importante, abbiamo toccato varie tappe tra cui
l'apertura del SUE, ma la presenza anche dell'assessore Lanzarin, che è sempre presente sul nostro territorio, con la dottoressa Bonavina, a cui va il nostro caloroso benvenuto, anche se in realtà ci siamo già visti, siamo operativi ovviamente dal primo giorno con tutti i sindaci del territorio. Un ringraziamento ovviamente, visto che siamo qui in questa sala, Sara Gresler, per un risultato raggiunto importantissimo dei 1000 trapianti di Arene, grazie al nostro professor Ronco, che è un'eccellenza vicentina come tanti altri colleghi naturalmente del nostro ospedale, ma il professor Ronco in particolare, oltre ad essere un'eccellenza medica, è un amico, e questo ci tengo a dirlo anche a livello personale. Solo una battuta che è un passaggio importante che mi ha confidato prima la dottoressa Bonavina e poi il sindaco della città, che è la trasformazione dell'Associazione Amici del Rene in fondazione del terzo settore, e questo permetterà di dare continuità al lavoro di ricerca dell'istituto, importantissimo anche a livello internazionale, che si sta facendo nel nostro ospedale, e quindi da sindaco e da presidente della provincia non posso che dichiararmi soddisfatto, e questo grazie anche alla dottoressa Bonavina, che so che ha sposato questo progetto, quindi grazie a tutti quanti di cuore veramente per quello che fate. Invito il professor Claudio Aronco, direttore dell'unità operativa complessa di nefrologia dell'ULSS Otto Berriche, per il suo intervento. Grazie a tutti, il mio intervento sarà 30 anni in 3 minuti. Però voglio ringraziare soprattutto il nostro direttore generale perché ha sposato questa idea, perché ha avuto la sensibilità di capire l'importanza che non solo per noi medici, infermieri e tutto, ma per i pazienti e per le associazioni del dono questa cosa del trapianto ha. Un cammino lungo 1000 chilometri, dice Confucio, comincia con un passo. Noi il primo passo l'abbiamo fatto nel 1988 e da allora è stato un cammino di una squadra. Una squadra fatta di grande professionalità, di grande amicizia, di amore, di assistenza e di vicinanza. Le associazioni del dono, vi ricordo, sono state in prima fila ad aiutarci, ma naturalmente la struttura generale dell'ospedale, dell'ULSS, della sanità veneta ci ha veramente avvicinato, e quindi il cammino è stato un cammino con la chirurgia, con la rianimazione, con tutti i servizi che hanno consentito un percorso privilegiato dei nostri trapiantati all'interno dell'ospedale. Anzi, vi voglio dire che la pandemia non ci ha fermato, siamo stati fra i primi a creare degli algoritmi che poi sono stati utilizzati in tutto il mondo per far seguire dei percorsi privilegiati ai pazienti trapiantati in modo sicuro per i riceventi e per gli donatori, perché non dimentichiamoci che questo centro, pur piccolo perché ha un'utenza limitata proprio geograficamente, però trapianta quasi al 50% persone che vengono da fuori regione, quindi rappresenta per loro un'ancora di salvezza e un aspetto importante. Ma soprattutto siamo ai primi posti per il trapianto da vivente. Questo vuol dire disseminare la cultura della donazione, e questo l'abbiamo fatto assieme appunto anche alla ULSS dell'Alto Vicentino con il collega Lentini, in una rete che noi vogliamo essere il modo di rispondere alla malattia renale per tutti i nostri pazienti. Siamo anche al primo posto in Italia per le donazioni samaritane, perché questa è una cosa che evidentemente siamo riusciti a comunicare in un modo molto, molto particolare. E il volontariato è alla base di tutto questo. Non dimentico naturalmente la Fondazione San Bortolo che ci è vicina e la nostra futura fondazione. Già abbiamo in programma, lo dico al Presidente, un concerto dei Nomadi il 9 ottobre con cui raccoglieremo fondi per una autovettura che regaleremo all'ULSS per la dialisi domiciliare. Il nostro è il centro più grande di dialisi domiciliare in Europa, quindi questo è un aspetto importante perché vuol dire che lasciamo a casa tanti pazienti e li seguiamo in telemedicina, e questo è certamente un aspetto importante. Sarebbero tante le testimonianze che avremmo potuto sentire, ma sapevo che i tempi erano limitati e le abbiamo raccolte in questo pieghevole dove
tutti i protagonisti hanno scritto qualcosa, anche perché verba volant è scripta manent, e quindi è una cosa simpatica che spero vi porterete a casa. A questo punto direi che noi dobbiamo ricordare una cosa: la dialisi è una cosa straordinaria, è una terapia straordinaria, è una terapia che è migliorata negli anni grazie proprio anche alle ricerche fatte da Vicenza. Vi ricordo che da questo centro è partito l'accorciamento delle sedute di dialisi da 12 ore a 4 ore. Ma abbiamo studiato il rene artificiale indossabile, abbiamo fatto tutta una serie di studi, ma come dice il mio amico Beppe Remuzzi, con cui ci sentiamo molto spesso, abbiamo appena scritto un bell'articolo sul Covid e il rene, l'unico vero salto di qualità per i pazienti è quello del trapianto. E qui abbiamo qualche amico che lo sa bene, anche in grado di vincere qualche gara a livello internazionale, vero Barbara? Quindi dobbiamo... Parlando di protagonisti, penso sempre che il futuro si basa sulle radici che abbiamo piantato, e quindi abbiamo pensato di ricordare in questa sede Bruno Zamberlan, che è stato lo storico presidente storico dell'Aido Vicentina. Molti di questi 1000 trapianti sono stati fatti perché l'Aido è nelle scuole, è nelle famiglie, è un qualcosa che ha contribuito a creare la famiglia dei nostri trapiantati, di cui noi ci sentiamo naturalmente parte. E quindi io vorrei chiedere al Presidente Zaia di affiancarmi per così dare un pensiero, un ricordo alla vedova, alla signora Adele di Bruno Zamberlan. Abbiamo pensato a una targa con lo stemma del San Boccolo. Ecco Adele, dal Presidente. Grazie mille. Grazie mille. Ma non è finita, abbiamo pensato l'associazione Amici del Rene ha voluto creare un premio scientifico, perché i nostri coordinatori sono bravissimi, ma all'interno del sistema abbiamo Raffaella Lovato, che è una infermiera a tutto campo. Senza di lei tutti i nostri trapianti non sarebbero fattibili, quindi chiedo a Raffaella con H di venire. E abbiamo pensato a un diploma, ma anche a un piccolo segno tangibile che l'associazione ha voluto in qualche modo riconoscere. Cara Raffaella. Da ultimo, parlando di protagonisti, ecco l'ultimo, fermo qua. Inviterei qui Oscar Banzato con il signor Jacobi, che è il trapiantato numero 1000. E prima di dirvi qualunque altra cosa, vi voglio ricordare che uno dei tanti trapianti da vivente e il rene è stato dato dalla mamma Paola. Il dottor Banzato è chi in realtà poi mette le mani, diciamo, e quindi fa effettivamente il trapianto, ed è una roccia del nostro. Un piccolo pensiero da parte di tutto quanto lo spettacolo. Grazie.
Bene, Presidente, ti lascio qua. Un applauso per lo Soronco. È un po' come la Panda per lo Soronco. Se non ci fosse bisognerebbe inventarla. E no, lui ci mette tanta energia. Poi, a parte il fatto che mentre lo sentivate parlare, cioè, a molti sarà venuto in mente, a me almeno è venuto in mente, vabbè, allora la battaglia che abbiamo fatto per dire che non bisogna obbligarli ad andare in pensione questi medici è proprio vera, no? Ma io lo dico poi a ragion veduta, perché sono l'artefice del famoso prolungamento dell'età su base volontaria che nacque prima del Covid, questa mia proposta, che poi finalmente poi prese corpo con il Covid. Guardate, io vi ringrazio, intanto sto passando un po' tutte le ulce. La prima roba che dico sempre è grazie, perché avete fatto un lavoro ciclopico, parlo di tutti, no? Dalla direttrice generale a tutto il personale, cioè indistintamente, cioè quando ricorderemo questa fase storica della nostra vita, la ricorderemo come i nostri nonni ci raccontavano della guerra. Cioè, voi sapete che abbiamo avuto 3.400.000 morti certi nel mondo, OMS dice che forse sono 4 volte tanto, abbiamo avuto più morti della seconda guerra mondiale, l'Italia è stata pesantemente toccata, il Veneto è stato pesantemente provato dal Covid, siamo l'8ª regione in Italia per mortalità e siamo quella che ha avuto più morti tra le più colpite. Però il lavoro eccezionale l'avete fatto voi, perché al di là di tutti questi chiacchieroni che vedete in giro, alla fine negli ospedali c'eravate voi e in unità di crisi c'eravamo noi. Tutto il resto è gente che sta in tribuna dello stadio di calcio, sa tutto della partita ma non rischia niente, magari anche in tribuna quella riscaldata in pieno inverno. Avete affrontato 400, vi dico 2 numeri solo, avete affrontato 425.000 positivi, avete dato ospitalità e cura a oltre 22.000 persone in Veneto e avete affrontato qualcosa che è unico nel suo genere. Se io fossi venuto qui 2 anni fa a dirvi guardate, voi alla fine sarete artefici di una campagna di testing di tamponi per oltre 10 milioni e mezzo di tamponi in un anno e qualche mese, mi avreste detto sto qua è la TSO, perché comunque abbiamo fatto delle cose inimmaginabili, mai avremmo pensato di dover chiuderci in casa in un lockdown, mai avremmo pensato di sentire parlare di coprifuoco. Quindi io penso che voi abbiate veramente subito uno stress test e lo abbiate superato. Io so qual è stata la condizione degli ospedali. Noi assieme alla Sole Lanzarin siamo lì dal 21 febbraio tutti i giorni. E quindi se arrivano i respiratori, se arrivano attrezzature, se ci sono stati i dispositivi, è perché qualcuno comunque si è sbattuto in lungo e in largo per poter darvi, guardate, tanto per darvi, lo dicevo stamattina a un medico a Verona, noi abbiamo in magazzino, ve lo posso dire, abbiamo 100 respiratori imballati pronti all'uso, quindi oltre alle 1016 terapie intensive attivabili, per essere prudenti ho detto guardate, altri 100 ce li mettiamo in magazzino. Poi è facile star qui a far sempre, come si può dire, la cronaca col senno del poi, no? Erano gli illuministi che valutavano la storia col senno del poi, noi la valutiamo col senno dell'attualità. Io so che se non c'era un tubo, non c'era una terapia intensiva, non c'era una malattia infettiva, non c'erano i farmaci, non c'erano le professionalità che abbiamo noi in Veneto, avremmo avuto molti più morti. Questo è l'unico discorso che so. Allora quindi grazie per questo. Sanità procede, si continua a investire, stiamo intraprendendo un nuovo corso, no? Prima me lo chiedeva un giornalista entrando e dice ma come cambieranno gli ospedali? Beh, intanto abbiamo capito, per chi non l'avesse capito prima, che cos'è un focolaio ospedaliero, abbiamo capito che cos'è un'infezione, che cos'è un individuo che può diventare infettante per gli ospiti in ospedale, per i nostri pazienti e per i medici, abbiamo capito il ruolo delle vaccinazioni e abbiamo capito che ad esempio gli ospedali non debbono essere più quelli di prima, no? Quando io vi dicevo guardate che l'ospedale non è un luogo di happening dove si va a farsi un giro, cioè voi pensate che noi abbiamo, ma non sto criticando nessuno, magari l'avrei fatto anch'io 10, 15, 20 anni fa, che so, cioè la progettazione dell'ospedale era quello di un grande luogo di ritrovo, abbiamo avuto ospedali progettati, pensate quello di Mestre,
che ha, ma anche Sant'Orso, la Conciature, i bar, la libreria. Quelli sono modelli progettuali dopo il Covid che non esisteranno più. Dovremmo andare verso una corrente più brutalista, come si dice in architettura, dove l'ospedale è solo destinato alla cura, punto. A noi è dispiaciuto dover chiudere gli ospedali. Guardate, io ho firmato la prima ordinanza, perché qua, in mezzo a tutti sti eroi che parlano, poi le ordinanze le ho firmate io. E quando ho deciso di chiudere l'ospedale di Schiavonia, non è che l'ho chiuso dopo 10 giorni di riflessioni, ho deciso dopo un quarto d'ora dalla notizia del primo malato di coronavirus, allora lo chiamavo coronavirus. E voglio ricordare che la base per chi ha studiato i virus e quindi in generale malattie infettive è l'isolamento. Per quello noi abbiamo chiuso ospedali. E io non dico che dobbiamo continuare con gli ospedali chiusi, ma avremo delle regole che saranno diverse, garantendo l'umanità, garantendo le visite, ma di certo in ospedale non si va più a farsi una passeggiata come qualcuno magari pensava di farsi. Quindi sta cambiando il mondo. Noi adesso stiamo tornando alla normalità, a quello che è la gestione che dobbiamo fare. Per fortuna in questi anni abbiamo investito moltissimo, noi investiamo circa 70 milioni di euro all'anno in attrezzature, io lo dico sempre ai direttori, e se avete qualche uomo, qualche donna della sanità che ha visione, che ha voglia di fare, cercate di alimentare questa visione, no? Perché poi nascono dei centri come, insomma, senza che si offenda il professor Ronco, non era normale nel 1981, giusto? Che data hai dato prima? 88, grazie, scusami. Non è normale dire che a Vicenza uno si inventa di diventare un centro di trapianti del rene. Aveva qualche difficoltà anche all'università in quegli anni a fare questi ragionamenti. Però le idee camminano sulle gambe degli uomini e delle donne. E questo l'abbiamo visto, molte eccellenze. Io vengo da un territorio, pensate, Vittorio Veneto, che è un ospedale sotto le Prealpi, cioè l'ultimo lembo, poi iniziano le valli della provincia di Belluno. E quell'ospedale fa il 70% dei tumori alla laringe del Veneto. Addirittura al punto tale che l'ospedale a 20 km, che è Conegliano, la mia città, che è una città di 50.000 abitanti, non ha neanche il reparto di otorino e laringoiatra. Proprio, hanno deciso proprio, ma nessuno mai si è ribellato, ma anche perché anche lì c'è stata una persona lungimirante negli anni 30, 40, 50 anni fa che è partita. E abbiamo molti esempi di virtuosità. Guardate, il futuro non è quello dell'ospedale generalista, io lo dico in maniera ossessiva, lo so, ma lo dico ai cittadini, perché queste sono occasioni poi per farsi anche leggere ed ascoltare. I cittadini devono uscire dall'ottica che per avere un bello ospedale bisogna avere un ospedale pieno di letti. Non funziona così. Per avere un bello ospedale bisogna avere un ospedale pieno di professionalità e di gente che si specializza. Oggi la casistica e la disponibilità di una diagnostica di altissimo livello, ovviamente abbinata a professionalità di livello, ci permette di essere molto performanti. In generale il Veneto, se voi andate a vedere i dati, in generale già sta rispondendo bene, perché abbiamo tassi di ospedalizzazione che sono un quarto rispetto alle peggiori regioni italiane. Ciò vuol dire che a parità di patologia si sta un quarto in ospedale rispetto a quello che qualcuno fa in giro per l'Italia. Quindi la nostra sfida qual è? Professionalità, quindi formazione, investimento sulla professionalità. Non facile, perché il Covid ci ha fatto scoprire anche un'altra roba, che i medici non c'erano perché la programmazione era saltata del tutto. Lo dicevamo già prima, col Covid ce ne siamo accorti ancora di più, ma col Covid noi abbiamo avuto ragione, perché siamo stati quelli che nell'estate 2018 hanno deciso di assumere 300 ragazzi medici neolaureati abilitati ma non specializzati, vi ricordate, per il pronto soccorso, e apriti cielo per la polemica. Col Covid siamo andati a pregarli di venire negli ospedali. Capite che è anche un problema di apertura mentale a questo punto, no? Di approccio. Questo è l'ufficio complicazioni affari semplici, però noi pensiamo che professionalità, deospedalizzazione, investimento in nuove tecnologie, lo dicevo prima, noi qui, voi operatori riuscite a lavorare con tecnologie, io penso che ho inaugurato qui lo CyberKnife, l'ho inaugurato qui, era il secondo in Europa, ricordo, cioè le nuove tecnologie ci permettono di fare cose che prima non facevamo. Il professor Ronco oggi riesce a fare, lui ha inventato il Carpe Diem, no? Ma lì è tecnologia, è professionalità, è studio, sperimentazione. Poi la casistica.
Se noi, e lo dico spesso, se fra 5 anni ci guardassimo indietro, guardassimo ad oggi e pensassimo a questa sanità, la guardassimo da 5 anni di distanza, del 2026, ci sono anche le Olimpiadi del 2026, la guardassimo e diremmo: ma che preistoria, guardate che accadrà così. Lo dico agli operatori: attenzione a non sottovalutare quello che le nuove tecnologie daranno di impulso, di velocità in maniera esponenziale all'evoluzione della sanità. Cioè quello che prima avveniva in 5 anni, adesso forse avviene in pochi mesi. Vi ricordo che noi abbiamo in tasca un telefonino, un device che già ci dà dei parametri biologici. Immaginate fra 5 anni cosa avrà il telefonino rispetto all'autodiagnosi. Ormai è normale avere i battiti, no? Il dato pressorio, il tracciato cardiaco, lo si fa con un telefonino. L'ossigenazione. Allora, se noi non siamo pronti a questa evoluzione, diventiamo una sanità di serie B. Questa è la mia grande preoccupazione. L'intelligenza artificiale non è l'occasione. Io lo so che sembrano discorsi da trombone, però segnatevi questi discorsi, vedrete cosa accadrà. Anche perché sono dei paesi molto più avanti di noi, penso Israele, che le applicazioni le sta già portando avanti. L'intelligenza artificiale, lo dico ai medici, non è il robot che sostituisce il lavoratore, ma è uno strumento che, come l'attack, che sostituisce lo stetoscopio. Cioè la visita, quella che faceva, chi era quello, Ippocrate e i suoi amici, cioè, oggi è sostituita da un sacco di diagnostica che ci permette di dire che in Veneto l'età media dei maschi è di 83 anni e un po' di mesi, le donne arrivano addirittura a 93 anni, 92 anni. Allora attenzione, perché l'evoluzione cosa significa? Perché vi dico questo? Noi gli investimenti li facciamo, l'intelligenza artificiale non è il sistema per sostituire i medici. Sento qualcuno che dice ste robe, che vuol dire che è fuori dal tempo e dalla storia, perché è come se io fossi venuto 20 anni fa a proporvi un ecografo o una risonanza magnetica di ultima generazione. Ma è anche la volontà di dire che se non ci si predispone si viene tagliati fuori. Ma non è una mia minaccia, dico la sanità del Veneto rischia di restare fuori. Questa è la nostra grande preoccupazione. Pensate all'evoluzione della chirurgia robotica. Io sono arrivato nel 2010, la prima roba che ho chiesto allora è: esiste Robot Da Vinci? Il venditore non era un mio parente, perché qua in Italia bisogna sempre stare attenti a ste robe, no? Io ho detto: c'è la chirurgia robotica, desidero che almeno tutti gli hub provinciali abbiano un robot chirurgico. E sapete cosa mi hanno detto? Ma non ne basta uno. Non ne basta uno. Perché l'ottica qual era? Se proprio bisogna fare ne specializziamo uno. Sì, può essere vero. Però ho detto, se questo è il futuro, tutti quelli che non lo sapranno usare verranno ritenuti di serie B e noi dobbiamo dare l'opportunità ai nostri operatori. Dopodiché anche lì il mondo si separa, perché c'è chi guarda la nuova tecnologia con attenzione, anche con un po' di apprensione, ma si butta, e chi rifiuta accampando un sacco di motivazioni. Ma guardate che quello è il futuro, cioè non ce n'è da tornare indietro. Guardate che abbiamo centri di cura che sono sempre sui giornali a livello nazionale, che ancora oggi non hanno i robot Da Vinci, non hanno la chirurgia robotica, e abbiamo ancora oggi cittadini che dal Veneto migrano per andare su questi centri di cura. Questa è una preoccupazione. Quindi noi ci siamo, voi siete assolutamente, come si può dire, la base del nostro lavoro. A noi spetta organizzare gli elementi della produzione, poi siete voi i professionisti, noi non ci permettiamo di andare a invadere campi di altri, però ci sentiamo la responsabilità dell'innovazione, ed è esattamente quello che ha detto i direttori. Ringrazio la dottoressa Bonavina, perché come dico io, qui a Vicenza ho detto dobbiamo fare, quando discutevamo con l'assessore Lanzarin, che è qui e che ringrazio, che subisce tutti i giorni i miei sfoghi sulla sanità e che segue con efficienza la sanità, ho detto a Vicenza dobbiamo fare un tailor made, un abito su misura. Io vi ho mandato un abito su misura, una donna concreta, una donna che dice sì quando è sì, no quando è no, non siamo bambini, quindi quando sì è sì, quando no è no, ha degli obiettivi da raggiungere. Vicenza per noi non è una partita persa, ma è un'eccellenza della sanità del Veneto,
continuiamo a investire, quindi non voglio mai sentire qualcuno che dica ma qua non si investe, noi continuiamo a investire, ovviamente su dei progetti scientifici che abbiano un inizio e una fine, non sul fatto. Ringrazio la dottoressa Bonavina, chiudo ricordando anch'io Giancarlo Ferretto, che l'ultima volta che l'ho incontrato qui, eravamo forse per inaugurare qualcosa con l'università. La volta dell'università era? So che dopo poco è mancato, che era qui, ha voluto essere qui, quindi lo ringrazio, figura. Posso dire, di visione, un galantuomo, io me lo ricordo come un galantuomo, e che ha saputo anche far sintesi, perché in fondazione non è facile, perché ci sono forti personalità, tanta voglia di fare, e lui ha saputo sicuramente dar vita a una stagione che è unica, quella della fondazione. E quindi ringrazio lui per tutto quello che ha fatto e lo ricordiamo, e ringrazio Fondazione San Bortolo. Allora capiamoci, noi non è che abbiamo bisogno delle fondazioni per tenere aperti gli ospedali, lo dico in tutti gli ospedali, non sto dicendo che sono qua a Vicenza, però se non ci fossero sarebbe un'altra storia, perché la fondazione è sì un elemento di finanziamento per alcune attività. Sentite il nostro bilancio di 9 miliardi 360 milioni, sono 18 mila miliardi di vecchie lire all'anno, quindi a noi non è che ci cambia, però è la cultura che la fondazione diffonde, è la cultura che le associazioni di volontariato diffondono, perché guardate, un giorno parlavo con quelli della Fondazione della Speranza e uno diceva no, ma che senso ha, se avete bisogno di soldi, se troviamo qualcuno a mettere 500.000, 1 milione, i venti sono generosi, ci hanno dato telefonate che io ho ricevuto personalmente, a parte versamenti da 5 milioni di euro per il Covid, siamo arrivati a 58 milioni di euro di versamenti. Però giustamente il rappresentante della Fondazione Città della Speranza ha detto ogni pianta è un messaggio, un assegno da 500.000 euro è una roba che si rischia anche di non vedere, il che non vuol dire che non fa bene l'assegno di 500.000, anzi. Però quindi il ruolo della Fondazione è strategico, e lo diceva prima il professor Ronco, il tema del volontariato, perché comunque crea substrato, lo vedete nelle donazioni, lo vedete nelle donazioni samaritane, lo vedete nel 1000° trapianto, cosa, diciamolo fino in fondo, impensabile nel 1988 per Vicenza. Grazie. Ci concede una battuta al volo? Siamo qua sempre in diretta. Sì. Allora, anche i fiori per la direttrice. Grazie che ce l'hai mandata. Devo mandare puro sangue, trattarla bene. Presidente, facciamo i fiori al direttore generale dello slotto. I fiori a una donna si danno sempre, vero Presidente? Beh, assolutamente sì, è un segno di gentilezza, di attenzione, di cortesia, ma anche di ringraziamento in questo caso. Insomma, la dottoressa Bonavina ha fatto assolutamente un bel lavoro. Noi andiamo avanti a investire, scusatevi. Scusate, mascherine. Vado avanti a investire, diceva, anche in tecnologia e non solo, perché il Covid insomma ha portato a un cambiamento completo anche. Assolutamente sì, considerate che cambia la visione della gestione dell'ospedale, però è anche vero che continuano a essere aperti gli ospedali, ma con l'attenzione di non avere infezioni ospedaliere, non avere focolai, e soprattutto del fatto che l'esperienza Covid ci ha segnato profondamente, e dobbiamo capire che questo è un centro di cura con la sua sacralità. Tra l'altro facciamo un po' il punto della situazione, lo faceva già prima passando dall'atrio del San Bortolo per venire qui, la situazione del Covid in regione in questo momento. La situazione è assolutamente in remissione totale, nel senso che abbiamo un'incidenza che è sotto gli 11 casi ogni 100.000 abitanti alla settimana. Vuol dire che se avessimo una popolazione di 100.000 abitanti, per spiegarlo ai cittadini, e questi 100.000 abitanti li avessimo lì fermi per una settimana, in una settimana forse troviamo 11 casi. Quindi è bassissima, considerate che siamo arrivati anche a 700 casi a settimana su 100.000 abitanti.
cala l'R/T, che magari è meno comprensibile ai cittadini, è 0,64, e cala drasticamente l'occupazione negli ospedali, sia terapie intensive che ovviamente area non critica, e siamo arrivati ormai a circa un 2% di occupazione. Considerate che il limite da area rossa è 40%, noi siamo al 2%. Adesso ci vuole attenzione, non bisogna abbassare la guardia e abbandoneremo probabilmente le mascherine, che utilizzeremo come l'ombrello. Le mettiamo, cioè l'ombrello si usa quando piove, quando non piove uno lo mette via. Le mettiamo quando troviamo degli assembramenti e le togliamo tutto il resto della giornata. Vado al supermercato, vedo una coda infinita perché c'è un sacco di gente, mi metto la mascherina, passo la mia coda e vado fuori. Così è un comportamento responsabile verso se stessi e verso gli altri. A fine giugno, 15 luglio, o quanto andremo avanti? Guardi, io penso che comunque non possiamo arrivare a Ferragosto. Immagino che con luglio questa sia un'altra delle partite risolte. Certo è che noi ci stiamo già preparando in maniera assolutamente puntuale anche per tutto quello che è questa fase di interregno, no? Perché c'è questo grande punto di domanda su settembre-ottobre. Noi nel frattempo facciamo campagne di tamponi pesanti e sequenziazioni di quei pochissimi casi che troviamo per capire l'evoluzione delle varianti, con l'istituto zooprofilattico, ma creando anche una rete di un network nelle 12 microbiologie del Veneto. Fra l'altro qui a Vicenza il coordinatore è il dottor Rassu, che è coordinatore di tutte le microbiologie del Veneto, e direi che è quello che si fa in attesa di continuare a finire le vaccinazioni, che finiremo sicuramente alla volta di fine estate. Le varianti vi preoccupano oppure insomma in Inghilterra si parla addirittura di aprire più avanti, c'è un po' di preoccupazione? Guarda, io dico una cosa, che non bisogna mai trascurare nulla, dopodiché le varianti sono parte integrante dell'evoluzione del virus, e ogni volta che entra in un individuo comunque c'è il suo adattamento, dopodiché può esserci una variante che è più pericolosa dell'altra, per questo dobbiamo monitorare, fare tamponi e fare sequenziazioni. Green Pass, finalmente ci siamo? Finalmente sì, visto considerato che quando l'ho detto io mi hanno riempito di parole, lo dissi ancora penso ad aprile dell'anno scorso, 2020, e parlai di passaporto sanitario, sembrava quasi una roba da dittatura. La verità è che se vogliamo circolare abbiamo bisogno di un certificato. I veneti ce l'hanno già, che è il certificato vaccinale o del tampone. Adesso cercheremo di capire bene come si andrà a concretizzare questo Green Pass, e noi poi abbiamo un'anagrafe vaccinale, siamo in grado di rilasciarlo in tempo reale. Mascherina, già ne ha parlato, ma insomma secondo lei riusciamo prima di luglio? Sì, secondo me accadrà, conoscendo le dinamiche e le liturgie dei palazzi romani, finirà che con luglio se ne andrà. Under 16, i senatori della Lega vogliono dire no al vaccino, dicono no al vaccino, lei cosa dice? Io dico che gli under 16 sono autorizzati dai 12 anni in su, dopodiché spetta ai dei genitori informarsi e decidere. Cioè non ho una posizione, cioè, nel senso che devo mantenere l'assoluta correttezza nel dire cosa prevede la norma. La norma prevede che da 12 anni in su si possa fare il vaccino, dopodiché ogni genitore che nella patria potestà deciderà se è opportuno o non farlo. Il Veneto sarebbe pronto per vaccinare tutti per settembre per il rientro a scuola? No, ma noi sono già aperte le agende vaccinali, per cui ci sono già dei genitori che hanno chiesto la vaccinazione dei propri ragazzi, altri che non la fanno, per cui ricordo sempre, soprattutto quelli che parlano tutto il giorno pensando di aver capito tutto, che la vaccinazione è volontaria, nessuno obbliga qualcuno ad andare a vaccinarsi. Presidente, c'è anche poi il dilemma del fatto che eventualmente se uno non si è vaccinato c'è la privacy, non si può sapere, c'è tutta la partita su quali tipo di conseguenze il non vaccinarsi potrebbe avere. Sì, questa è un'altra partita, però se devo essere sincero, a livello ospedaliero e nei centri di cura, nelle RSA, nelle case di riposo, noi dobbiamo sapere chi non è vaccinato, ma non per metterlo alla gogna, perché il non vaccinato, ad esempio nel piano di sanità pubblica del Veneto, prevede un tampone ogni 7 giorni, per cui c'è un tampone più frequente, perché noi sappiamo che potrebbe infettarsi, magari infettare qualcuno. Invece il vaccinato ha un tampone ogni 30 giorni, quindi c'è anche un problema tecnico. A parte il fatto che è previsto per la sanità, comunque è previsto di sapere. Buongiorno. Ecco.
Adesso è la presentazione del nuovo presidente della Fondazione San Bortolo, il dottor Scanagatta. Avete sentito prima dunque il presidente Zaia che ha parlato un po' della situazione vaccinale in Veneto, avete sentito anche della situazione appunto dell'R Conti, il Veneto è effettivamente in una situazione molto positiva. Lasciamo parlare questa presentazione appunto della Fondazione e soprattutto del valore della Fondazione, di cosa sta facendo e soprattutto il nuovo presidente, quindi quelli che possono essere poi i futuri sviluppi. Avete sentito anche, oggi abbiamo parlato anche del 1000° trapiantato e vediamo un po' se riusciamo ancora a sentire il presidente Zaia, vediamo un attimo avete sentito appunto di cosa ha parlato il presidente, soprattutto è stato un momento importante anche per capire la situazione appunto vaccinale. Benissimo, allora a questo punto si chiude qui questo appuntamento con il presidente Zaia qui all'USL Otto Berica, ringraziamo, ridiamo la linea allo studio. Grazie Gabriella Basso, sono le 13:54, il passaggio di Zaia sulle mascherine, dice una partita che a luglio dovrebbe essere terminata, quindi come già sta avvenendo in Francia, mascherine all'aperto si potranno togliere, poi il passaggio sul Green Pass, sulla campagna vaccinale e sulla nuova sanità, che cosa ci lascia questo Covid, che cosa ci ha insegnato e tutte le potenzialità della sanità soprattutto dal punto di vista tecnologico. Si è parlato anche di vaccinazione tra i giovani, noi abbiamo sentito il primario di pediatria di Treviso proprio su questo, vi facciamo sentire che cosa ha detto e dopo andiamo in pubblicità. Vaccinatevi adesso che è estate, in maniera che poi quando saremo a settembre saremo in tanti, il più possibile, e anche i nostri ragazzi vaccinati. È un vero e proprio appello ai giovani e ai loro genitori, quello che parte dal primario della pediatria del Cafoncello, che così ribadisce la linea di AIFA e delle principali autorità regolatorie sull'efficacia e la sicurezza del vaccino nella fascia 12-16 anni. Soprattutto con le nuove varianti, proprio la classe di età 12-16, l'età delle scuole medie e delle prime scuole superiori, in cui c'è un'alta socializzazione, potrebbe nel futuro, nei prossimi mesi, essere il serbatoio di mantenimento di un'infezione. Disinnescare le nuove varianti quindi per programmare anche un ritorno in classe a settembre senza intoppi o quasi. Una cosa è certa, certamente vaccinando la popolazione 12-16 si potrà riaprire la scuola, la probabilità di tornare a una DAD sarà bassissima, non è eliminato del tutto il rischio di fare un'infezione da Covid, il rischio però è molto più basso, l'infettività del soggetto vaccinato è molto più bassa, quindi riduciamo di molti rischi. Rischi che al momento sembrano limitati anche per le reazioni alla vaccinazione. Gli effetti collaterali di questi vaccini sugli adolescenti sono quelli che abbiamo anche nelle persone adulte. Dolore nel sito dell'infezione, un po' di febbre, un po' di mal di testa, un po' di artralgie che durano 1 o 2 giorni. Ad oggi il rapporto costi-benefici anche per i ragazzi e soprattutto per i ragazzi adolescenti è nettamente a favore di una vaccinazione per vivere meglio. Dottor Martellossi, primario di pediatria dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Io vi ricordo che oggi alle 17 ci sarà il funerale di Michele Merlo allo stadio di Rosà e c'è un nuovo sopralluogo da questa mattina perché tutto possa funzionare. Arriveranno a centinaia le persone per dare l'ultimo saluto al giovanissimo stroncato da una leucemia fulminante, molto conosciuto proprio perché era appena iniziata la sua carriera di cantante con la sua apparizione anche nei programmi televisivi nazionali. Il stadio potrà ospitare soltanto 500 persone, ne arriveranno tantissime. Il servizio di ordine e sicurezza si sta predisponendo già in questo momento per questo funerale e dare l'ultimo saluto al giovane Michele Merlo. Ora andiamo a vedere le previsioni del tempo, pubblicità e poi, come già ha accennato il presidente Zaia, parleremo di sviluppo e nuove tecnologie. Tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.
Bentrovati al meteo. Caldo africano e afa sempre più intensi giorno dopo giorno. Venerdì 18 giugno prevale il bel tempo, sempre con qualche disturbo sui monti. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto tanto sole ovunque, cielo sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo i consueti temporali di calore sui rilievi che saranno possibili fin verso le zone limitrofe. Temperature in lieve aumento, minime tra 17 e 24 gradi. Per quanto riguarda invece le massime, la colonnina di mercurio arriverà a segnare i 34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo un ampio soleggiamento su tutti i settori, vedete il cielo sarà limpido o velato senza piogge degne di nota. Temperature minime tra 17 e 22 gradi, massime sui 29-32 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato, quantomeno inizialmente, a seguire più nubi e anche qualche rovescio sparso. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime infine sui 32-33 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. 14.04, buongiorno, ben ritrovati. Questa è l'ultima parte dell'edizione straordinaria. Ci siamo lasciati con un presidente Luca Zaia in visita al San Bortolo di Vicenza. Avete visto l'inaugurazione della nuova piastra del SUEM 118 e poi il punto sui trapianti di Rene, siamo arrivati a quota 1000, e poi il passaggio davvero interessante di immaginare una sanità, e questo anche perché il Covid ci sta insegnando ad immaginarla in maniera diversa, con sistemi elettronici appunto ad essa applicati. Quindi i sistemi elettronici che vengono applicati in sanità. E allora noi allarghiamo il ragionamento, immaginiamo come i sistemi elettronici possono anche essere applicati al sistema industriale, alla produzione, alle piccole e medie imprese, e di questo parliamo con il nuovo presidente di Confapi di Treviso, Emanuele Cavalli. Buongiorno. Buongiorno Anna. Allora, grazie. Cofondatore, la presento io Emanuele, cofondatore di Texa, ma anche titolare della Astrel, che è un'azienda attiva proprio nei sistemi elettronici. Siamo a San Bendemmiano, giusto? Con esatto, corretto. Intanto saluto anche una nostra conoscenza ormai storica da quando si è iniziati a parlare dell'app Immuni, Alberto Zanol, esperto di sicurezza informatica con la sua Mobisec, sta lavorando insieme al Politecnico di Milano proprio sul tema delle connected cars e della mobilità del futuro. Alberto, buongiorno. Buongiorno. Dopo parleremo anche di Immuni, perché il Green Pass pare che rientri all'interno di Immuni, quindi sì. Parleremo anche di questo. Andiamo subito, Emanuele, con lei a parlare di come si possono applicare i sistemi elettronici all'interno delle piccole e medie imprese, quindi le difficoltà, tutta la transizione con il Covid, la ripresa, perché di fatto adesso di ripresa possiamo parlare, ma in quale direzione dobbiamo andare perché la ripresa sia davvero concreta? Sì, esatto, questa crisi in realtà ha stimolato e stimola un'evoluzione nelle possibili soluzioni che una volta erano governate con processi manuali o meccanici. L'elettronica può inserire nuovi elementi importanti per garantire una sicurezza, una verifica puntuale, una registrazione, un'archiviazione delle informazioni. La tecnologia elettronica può trasferire all'interno di realtà che oggi lavorano in una modalità, diciamo così, legata a vecchi modelli, può inserire delle tematiche nuove. Lo stimolo di questa pandemia in realtà può contaminare, in questa volta in maniera positiva, dal punto di vista elettronico, le piccole realtà che possono utilizzare delle tecnologie per modificare i loro prodotti, i loro servizi e i loro processi di produzione. Che non significa che le tecnologie tolgono il lavoro
alle risorse umane, perché quando parliamo di tecnologie applicate alla produzione c'è sempre un po' questo, questo mito, no? Che le tecnologie tolgono il lavoro. No, non sono d'accordo, nel senso che io smontiamo un po' questa cosa. Io sono invece convinto che le tecnologie modificano la professionalità delle persone, cambiano dei paradigmi di lavoro che oggi sono legati a determinati meccanismi, ma meccanismi che poi risentono di certe criticità. Per esempio, il controllo oggettivo di un dispositivo è realizzabile solo tramite un monitoraggio di tipo elettronico, algoritmico, quindi cambierà la professionalità della persona che è delegata a questo tipo di controlli. Sarà facilitata nella realizzazione delle sue attività, perché avrà il supporto dei sistemi elettronici. Ma le politiche nazionali che cosa stanno mettendo a disposizione anche proprio in termini di finanziamenti delle imprese per fare questo tipo di passaggio? Cioè, come viene sostenuto questo passaggio? Sta evolvendo questa sensibilità nei temi legati agli investimenti su tecnologie innovative. Vedo che ci sono dei tavoli di lavoro che andranno forse anche migliorati per inserire dei concetti più estesi della possibilità di usare queste tecnologie, e quindi per fare in modo che queste tecnologie tocchino in maniera molto più vasta un maggior numero di piccole realtà che oggi possono, attraverso queste tecnologie, evolvere nei loro prodotti e farsi spazio in un mercato che è estremamente competitivo. Ma concretamente in Veneto a che punto siamo? Ma allora, in Veneto io credo che ci sia molto da fare. C'è un potenziale molto interessante, bisogna cambiare un po' la mentalità dell'imprenditore, nel senso che c'è bisogno di una contaminazione, ripeto ancora questo termine che oggi è molto diffuso. È il termine comunque. Come? È il termine un po' del futuro. Sì, però, no? esatto, e c'è bisogno di condivisione, di interdisciplinarità. L'intenzione è di creare dei momenti di contatto, di confronto, in modo che ci si possa confrontare per far conoscere a ognuno cosa fa il vicino di Capannone, come si usa qui in Veneto, e per capire come si può dialogare per ottimizzare insieme questa evoluzione. Adesso però le farò una domanda un po' provocatoria, no? Abbiamo chiuso il mese appena trascorso parlando di incidenti sul lavoro, ne abbiamo raccontati tanti, tragedie enormi che stravolgono la vita di famiglie. Parliamo di incidenti sul lavoro e poi parliamo di come la tecnologia può entrare nel mondo produttivo. Non c'è qualcosa che non funziona in tutto questo? Purtroppo dietro la tecnologia, dietro le soluzioni tecnologiche c'è sempre una persona, un uomo. Abbiamo avuto purtroppo recentemente delle evidenze di come una tecnologia sofisticata che governa in maniera puntuale la sicurezza viene bypassata da decisioni che sono a livello personale. È un cambio culturale quello che è legato a questo tema. Ritengo che eventualmente si può migliorare ancora, cioè si può fare in modo di eliminare quello spazio che abbiamo lasciato all'interpretazione e alla libertà di scelta della persona che decide di inibire il sistema di sicurezza. Possiamo fare in modo che il sistema di sicurezza sia difficilmente inibibile. E questo è un passaggio. È un no? passaggio. Questo è un passaggio in più. Alberto, state lavorando col Politecnico di Milano. Stiamo parlando di futuro. Qui c'è in gioco tutta la visione della nuova mobilità, la mobilità del futuro, e questo termine, la smart city, che sentiamo ormai da anni, ma in che cosa si concretizza? Voi avete un osservatorio, quindi aiutaci un po' a capire di che cosa stiamo parlando. Sì, si concretizzerà in una serie di evoluzioni che non riguardano solo l'automobile. Adesso abbiamo visto le prime auto elettriche, si sta parlando di sistemi di autoguida, sono sicuramente delle cose affascinanti e interessanti, ma evidentemente queste innovazioni tecnologiche richiederanno che anche le città evolvano e quindi siano molto più intelligenti. Faccio un esempio sciocco, ma per gestire dei sistemi di autoguida, quindi delle automobili a guida autonoma, e dare delle informazioni in tempo reale, ci saranno anche dei dispositivi nelle strade. I semafori non saranno solamente la luce gialla, rossa e verde che abbiamo oggi, ma emetteranno anche delle comunicazioni attraverso il veicolo. Poi ci saranno comunicazioni fra veicolo e veicolo stesso, quindi tutto l'environment, tutto l'ambiente in cui queste nuove auto, questa nuova mobilità si svilupperà dovrà essere preparato per gestire
la miriade di nuove comunicazioni, di nuova rete che deve essere utilizzata. Questo anche un po' mettendo a rischio evidentemente la parte di sicurezza, perché se noi lo conosciamo bene noi di Mobisec, se un breach, quindi un problema di sicurezza su un'applicazione di home banking può causare la perdita di qualche decina, centinaia o migliaia di euro, per carità, in base all'impatto dell'attacco, ma un problema su un'automobile dove sono presenti delle persone può evidentemente causare dei danni molto più gravi. Quindi c'è un'attenzione molto particolare sia alla parte normativa per gestire questa cosa, ma anche alla sicurezza attiva reale che deve essere prevista e sulle automobili e sulle strade, quindi sui vari componenti anche di IoT che saranno presenti sulle smart city. A questo proposito, quanto il nostro sistema Italia, anche le politiche di fatto governative, vediamo adesso come andrà con il nuovo governo Draghi, sta frenando questo tipo di sviluppo, che ad esempio, insomma, Zai ha citato Israele, noi non siamo a livello di Israele, stiamo parlando di digitale applicato alla sanità, alle piccole e medie imprese, ora alle città, siamo indietro, è evidente questo, ma quali sono i freni più grandi? Ma i freni più grandi sono trovare il bilanciamento fra la parte normativa, cioè quello che lo Stato deve prevedere come norme per adeguarsi ai nuovi sistemi, e mettendosi d'accordo con quelle che sono poi le capacità tecniche che vi ricordo sono sempre in continua evoluzione, perché tutt'oggi l'automobile a guida autonoma per esempio è un caso di studio, non è una realtà, quindi evolvono di giorno in giorno e il legislatore deve essere sufficientemente tecnico e capace per promulgare delle normative flessibili col mondo che si troverà a incontrare, col mondo tecnico. Non è una cosa semplice, anche perché l'Italia anche geograficamente, per come è fatta, molto lunga, diverse centri cittadini uno dall'altro, insomma ha tante condizioni anche di traffico da gestire che sono particolari, magari un po' più particolari rispetto ad Israele o rispetto alle grandi praterie americane, quindi ci sono anche delle cose poi delle peculiarità nostre territoriali. Dei limiti, in realtà però sì, limiti o comunque cose che complicano un po' la discussione, ma al di là di quello secondo me si stanno facendo dei passi importanti anche con questo governo, al di là del colore politico parlando solamente del puro merito. Già l'attenzione che viene data alla digitalizzazione e ai vari passaggi che devono essere fatti, uno su tutti la sanità elettronica, importantissima, le infrastrutture, seconda cosa senza cui è impossibile portare avanti un ragionamento di questo tipo. Si deve partire evidentemente dalle basi. Credo che il lavoro che stiamo facendo in Italia oggi sia buono. Chiaro, partiamo da un backlog un po' da recuperare, però le intenzioni e come si dice, le iniziative che stanno intraprendendo adesso da parte del governo le vedo con occhio molto positivo. Allora noi adesso andiamo in pubblicità, dopo torniamo perché poi c'è un problema legato, come hai detto, alla cybersicurezza, alla privacy. Qui torneremo anche su Immuni e probabilmente alcuni dei motivi per cui non è partita, non è stata lanciata nella maniera più corretta questa applicazione e torneremo con Emanuele Cavalli in azienda, quindi a tra poco. A tra poco. Ritrovati in studio, stiamo parlando di sviluppo, futuro, nuove tecnologie, sistemi elettronici applicati alla produzione, alla sanità, alla vita quotidiana e lo stiamo facendo con Emanuele Cavalli, nuovo presidente di Confapi Treviso, e Alberto Zanol di Mobisec. Nuovamente buongiorno ad entrambi. Emanuele, servono competenze però, no? Per realizzare questo tipo di nuova visione della produzione. Certo. Ci sono queste competenze? Le competenze io ritengo che esistano, vanno però coltivate, vanno modificate, vanno fatte evolvere anche loro. È sempre così, quando si evolve con la tecnologia si deve necessariamente evolvere anche con gli operatori che questa tecnologia utilizzano. Nel campo, io vengo dal mondo automotive e ho vissuto la transizione, il cambiamento dalle auto meccaniche alle auto elettroniche e ho vissuto il cambiamento della figura della
professionale del meccanico, che da meccanico si è trasformato in meccatronico, e quindi è evidente che c'è bisogno di formazione, assolutamente c'è bisogno di formazione, e c'è bisogno di una formazione pratica, concreta, legata all'utilizzo vero della tecnologia. Quindi gente che sappia fare, possiamo dire che in questo senso cercate personale? Assolutamente sì, anche questa ripresa, con questa ripresa abbiamo dovuto fare i conti con l'ottimizzazione dei processi, con la verifica delle competenze delle persone, ed è necessario, ci siamo resi conto che questa evoluzione richiede una modifica della professionalità, e questo tema della formazione è un tema molto forte, molto sentito in Confapi. Stiamo organizzando dei corsi di formazione di vario tipo, di vario genere, e ho intenzione di promuovere una estensione degli argomenti trattati, proprio per far fronte e dare strumenti che consentano alle piccole imprese di avere le competenze necessarie per sfruttare appieno questa evoluzione in corso. Zanolla, non a caso voi state lavorando con il Politecnico di Milano, che è una fabbrica di intelligenze, no? Da questo punto di vista. Un tema interessantissimo è ovviamente quella della sicurezza dei dati personali, che è forse quello che non ha fatto decollare l'app Immuni. Da questo punto di vista si parlava prima di vuoto normativo, ora che Immuni potrebbe di fatto accogliere il lasciapassare per il Green Pass, potrebbe essere una nuova occasione di rinascita per questa applicazione? Beh sì, paradossalmente Immuni potrebbe trovare un suo successo utilizzando dei dati sensibili, che sono appunto in positivo quelli del Green Pass, cioè diventare uno strumento che rende liberi di potersi muovere all'interno del territorio nazionale e anche europeo. È uno dei canali in cui verrà distribuito il Green Pass, quindi potrebbe sicuramente essere una buona maniera, intanto per premiare chi l'ha sempre scaricata e l'ha sempre avuto sul cellulare, evidentemente, ma poi anche per convincere qualcun altro ad adottare questa soluzione. Credo sia la cosa più semplice avere un'app sul telefono con cui si può portare questo pass digitale per avere la libertà di viaggiare, quindi non vedo perché no. Senta, ma una domanda quasi banale, no? Perché noi siamo sui social network, partecipiamo un po' a tutto, lotteria degli scontrini, condividiamo i nostri dati senza paura, però poi di fronte ad Immuni siamo stati diffidenti, e forse anche di fronte a queste nuove tecnologie rischiamo di esserlo ugualmente. Cosa ci può dire per dissuaderci da questo pensiero? Allora, quello che posso dirvi poi evidentemente è una questione di fiducia in quello che dico io, ma opero nel settore da qualche anno e vi garantisco e vi assicuro che l'evolvere delle tecnologie parte da un assunto principale, cioè quello di non disponibilizzare servizi o non disponibilizzare sistemi se questi non sono sicuri. Negli ultimi 10-15 anni, peraltro, si è attestato una metodologia particolare per sviluppare queste soluzioni che si chiama Security by Design. Security by Design vuol dire che già da quando il servizio o il prodotto devono essere progettati, design in senso proprio di progettazione, devono tener conto inizialmente dei requisiti di sicurezza, e fra i più importanti i requisiti di sicurezza sono i requisiti proprio di privacy, di rispetto dei dati personali e sensibili. Quindi è molto molto difficile, oggi anche normativamente lo sappiamo, c'è il garante della privacy, ci sono una serie di enti che controllano e verificano che i prodotti che arrivano sul mercato siano compliance a queste norme di sicurezza. Quindi anche peraltro poi in ambito europeo con la GDPR stessa e col NIS siamo molto molto avanti in termini di protezione dei dati sensibili e della privacy, quindi se una cosa viene approvata e viene portata sul mercato potete stare tranquilli che uno dei principi fondamentali che ha ispirato la progettazione è proprio la sicurezza e la protezione dell'utente. Brevemente ci spiega come si potrà associare all'app Immuni il Green Pass? Sì, il Green Pass potrà essere disponibile sull'app Immuni, direttamente sull'app Immuni, sull'app IO anche, su varie app, direttamente con una richiesta collegata alla persona fisica, perché ricordiamoci che nell'app Immuni noi non sappiamo chi ha il nome e il cognome dell'utente. Questo era stato fatto proprio per proteggere la
la privacy della persona. Quindi di fatto nel momento in cui io faccio richiesta di questo Green Pass, che viene dato su degli specifici parametri, quindi se sono stato sono vaccinato, se ho preso il Covid, vaccinato, o se ho fatto un tampone negativo entro i 2 giorni precedenti, io potrò inserire il codice che mi viene assegnato per il mio Green Pass e scaricarlo direttamente all'interno dell'app. Quindi semplicissimo. Quindi è una cosa proprio automatica, semplicissima, ed è forse il modo più semplice per averlo, insomma. Cucinelli, Cavalli, Cucinelli, imprenditore della moda italiano, ha appena dichiarato in azienda, nella mia azienda, lavoratori solo se già vaccinati. Lei come presidente di Confapi, anche qui no, è un tema di privacy, ma certo. Che cosa ne pensa? Beh, guardi, io tendenzialmente promuovo il concetto della libertà di scelta, e una scelta tra l'altro consapevole, quindi una scelta che possa affrontare al meglio la vaccinazione. Non sono contrario alla vaccinazione in quanto tale, ma preferisco fare in modo di occuparmi di aspetti, per esempio, pratici. Non siamo tutti uguali, alcuni affrontano la vaccinazione e non hanno nessun tipo di problema, alcuni fanno 4 giorni di febbre a casa. Per un'impresa, per una piccola impresa, perdere una persona in produzione può essere un problema. Quindi sto cercando di raccogliere delle informazioni da fornire ai nostri consociati per indicare quali sono le modalità con cui preparare il dipendente al vaccino, in modo che lo affronti in piena consapevolezza e in una situazione ottimizzata che gli consenta di superare la cosa senza nessun problema. Quindi la posizione di Cucinelli secondo lei è troppo radicale, viene confermata la libera scelta della vaccinazione, come di fatto anche scaricare Immuni è stato una libera scelta, è sempre stato libero, voi vi occupate di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Esatto, tra l'altro per esempio io mi sono mosso nella mia impresa realizzando e installando dei sanificatori. Esistono tecnologie molto efficaci che possono essere utilizzate per consentire una riunione di gruppo che abbia una piena sicurezza, perché l'aria è stata precedentemente sanificata, purificata con dei sistemi tra l'altro che anche in questo caso sono IoT, per cui ancora digitalizzati, ancora che consentono il rispetto di protocolli di sicurezza che possono essere definiti. Quindi io non vedo, ancora una volta, vedo nella tecnologia la possibilità di trovare delle risposte precise, monitorabili, controllabili e anche definibili attraverso un protocollo. Certo. Che può essere definito nei tavoli di lavoro giusti, dove ci sono le competenze mediche, quelle tecnologiche, e questo può consentire di arrivare veramente a soluzioni anche molto semplici. Quindi la tecnologia a servizio dell'uomo, per la sua vita ma anche per il lavoro. Grazie Emanuele Cavalli, nuovo presidente di Confapi Treviso, in bocca al lupo per questo nuovo percorso. Ovviamente ci aggiornerà insomma su le vostre scelte, i famosi tavoli, e ne avremo modo di parlarne ancora qui in diretta. E Alberto Zanol, grazie, in bocca al lupo anche per il suo lavoro insieme al Politecnico di Milano con il vostro osservatorio. Grazie Anna e ciao Emanuele, a presto. Ciao. Arrivederci. Ciao a tutti voi, anche noi telespettatori. Noi vi lasciamo, vi ricordo che alle 18:30 c'è il TG del Veneto con tutte le notizie della nostra regione, 19 il TG di Venezia e poi 19:30 TG di Treviso. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci.